Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Eccoci qua, un cordiale buon pomeriggio dai nostri studi di Via Oslavia per questo. Non ho il ritorno in cuffia, non capisco come mai, forse c'è qualche problema, vediamo subito da qua. No, in ogni caso Lecco Pordenone, avete visto le immagini che ci ha inviato il nostro Matteo Bonaccina dallo stadio Rigamonti Ceppi, una bella atmosfera. Sono qui con Fabio Cardigno che è tornato anche questa domenica a farci compagnia per questo big match. Ciao Fabio. Ciao, buon pomeriggio a tutti e buona partita. Una partita di quelle che, Fabio, era bello giocare, no? È bello giocare. Forse è la più bella partita del campionato, visto che si può dire o dentro o fuori per la vittoria del campionato. È vero che dopo nel caso ci saranno i playoff, però sicuramente diverso vincere oggi, anche perché poi mercoledì c'è il Ferrari Salò, una partita importantissima, però vincere questa sarebbe il massimo. Sarebbe ovviamente il massimo, perché Lecco vuole rimanere lì agganciato a una classifica che fino a 2 settimane fa era al top, però Lecco è sempre lì, comunque è uno scontro al vertice, questo che potrebbe, come dicevi tu, sicuramente valere tanto anche in virtù poi dell'appuntamento con la Feralpi Salò di mercoledì. Le partite di oggi che si giocano tutte le 2:30, bello perché oggi potremo dare un occhio anche a Feralpi Salò Vicenza, altro big match che ci interessa molto da vicino. Albino Leffe Pro Vercelli, Arzignano al Campo Padova, Novara Juve Next Gen, Pergoletese Renate, Piacenza Mantova, Pro Sesto Trento, altra partita. Ecco, il Trento ci ha fatto 2 sgambetti, magari uno anche da Pro Sesto, cioè, vabbè. Sì, Cristina Pro Patria, Virtus Verona San Giuliano. Questo per quanto riguarda le partite del 31esimo turno, con situazione iniziale: Feralpi Pro Sesto 54, Pordenone e Lecco 51, Vicenza 50. Vediamo il nostro Matteo Bonaccina, che oggi naturalmente come sempre fotografo lì allo stadio insieme ai colleghi. Lo vediamo dalle immagini che ci arrivano qui sul nostro schermo. Io dovrei sentire forse già Albino. Saluto Fausto Riva in regia. Albino, mi senti? Assolutamente Fausto, buongiorno. Fausto, scusami, sì, Stefano. Ciao, allora mi alzo un attimo, ecco, adesso ti sento bene. Atmosfera subito in Rigamonti Ceppi, dicevamo, queste sono le partite con Fabio Cardigno che qui al mio fianco ti saluta. Che bello giocare. Ciao Albino. Che è bello giocare naturalmente da giocatore, ma è bello anche vedere, no Albino? Allora, esatto, allora ti descrivo un po', la curva del nord è da cinema, è da applausi, non riesco neanche a trovare un aggettivo. Abbiamo visto qualcosa da un filmato che ci ha inviato Matteo prima. Sì, il campo è in perfette condizioni, la curva sud invece ha qualche tifoso ospite, direi nell'ordine della trentina, non di più. Distinti leggermente più vissuti dal punto di vista degli spettatori rispetto ad altre domeniche, la tribuna come al solito. Ok, quindi questo per adesso la risposta del pubblico. Va detto, una giornata, la prima vera giornata di primavera in concomitanza di questa partita. Quest'oggi. Albino, che partita ti aspetti? Perché allora abbiamo detto questo è davvero
un crocevia per le ambizioni, diciamo, di vittoria del campionato dei blucelesti, perché poi farà la combo con quella di mercoledì con la Feralpi, ma si passa necessariamente da quella di oggi, mi pare di poter dire, no? Sì, anche perché oggi poi nella stessa giornata la Feralpi gioca col Vicenza. Sì, quindi sono due partite sicuramente da tenere d'occhio. Io devo dire, Stefano, che penso che questa partita non era vincente. Non chiedermi come mai ho questa sensazione, ma è una sensazione precisa. Sono entrato allo stadio prestissimo, eravamo dentro in pochissime persone, è arrivato il pullman con i giocatori del Pordenone e c'erano già degli ultra dentro credo ad allestire una sorta di coreografia o a mettere sostituzioni, e ho sentito dei discorsi così a spizzichi con i giocatori che dicevano questa è una curva che rompe le balle. Giusto per mettere, c'era un po' di streccia, giusto per mettere un po' di sana pressione, no? Che ci vuole anche quella, mi sembra giustissimo. Si coglie l'atmosfera comunque al di là dell'affluenza di pubblico, eccetera, proprio della partita, quella forse più importante della stagione. Sì, certo. Un'elettricità magari particolare anche nell'ambiente. Sì, no, diciamo che il Pordenone, allora, brevemente a una vecchia polemica. Noi gli spettatori ce li abbiamo sempre comunque, il Pordenone ha una media spettatori di 900 persone in casa, in trasferta, se questo è quello che si portano dietro, noi da questo punto di vista il nostro campionato l'abbiamo visto. Se vedete l'immagine della coreografia, c'è un solo dei canestolti con un dentro di bandiere in curva in questo momento, forse voi la vedete un pochino più tardi per la latenza, ma la dovrete vedere. Assolutamente, quindi ed è anche contiguo al fatto che mi dicevano i soldi possono, per esempio, una sorta di non dico trentenario o ventennale, non ho capito bene, comunque un compleanno della fondazione. Assolutamente. Senti, rientrano informazioni, non le abbiamo ancora viste, ma rientrano Buso e Pinzauti là davanti, quindi dovrebbero esserci le solite certezze. Sì, direi che, ma noi è una partita che dobbiamo giocare, e Fabio Bericonte dovrebbe saperlo bene, dobbiamo giocarla da Lecco, cioè in maniera cattiva sportivamente parlando, senza lasciarli respirare. Questi li dobbiamo massacrare dal punto di vista sportivo, come hanno fatto peraltro loro quando abbiamo giocato una partita ridicola a Lignano Celedordo, dove abbiamo preso anche le stelle Pappini, quindi c'è anche una vendetta in corso, una vendetta sportiva. Il Vicenza lo abbiamo sistemato, bisognerebbe sistemare anche il Pordenone da quel punto di vista lì, quindi. Allora non voglio sbagliarmi, lo sistemiamo. Ok, prendo per buono le tue. Io oggi faccio solo una profezia, non so il risultato, dico qua in Mondovisione che segna Battistini, ve lo dico oggi, quindi adesso. Davvero? Sì, Davvero? Ho avuto questa visione mentre mangiavo oggi le lasagne. Va bene, grazie Albino. Sono queste sostanze che ti fanno male, va bene, della mamma, quindi ci sentiamo dopo. Ciao Albino, anche a te. Ciao Fabio. Ciao. Allora, intanto ci ha raggiunto Stefano Menegatti, che salutiamo. Ciao Stefano, che facevi degli scongiuri in aramaico durante questi nostri piccoli pronostici. Arrivano delle immagini stranamente di Leven belle, nel senso non me ne vogliono gli amici di Leven, ma particolari, cioè riscaldamento, la curva, abbiamo visto, bellissima la coreografia che ci diceva Albino, di solito non le mandano prima della partita, direi molto molto bene oggi, molto per far entrare nel clima di questo partitone. Credo che lo sanno anche loro che è una partita veramente molto importante. Io sono passato fuori dallo stadio 10 minuti fa perché stavo andando su, non c'era più tantissima gente intorno allo stadio. Erano già entrati quasi tutti. Penso proprio di sì. Vediamo adesso se ci sarà un ulteriore colpo d'occhio dopo. Allora, adesso andiamo subito a leggere, tra poco vi leggo anche già i messaggi ai nostri amici a casa scatenati che ci stanno già scrivendo, ma le formazioni non le abbiamo lette, andiamo a vederle. Cominciamo dall'arbitro, che è il signor Fabrizio Cavaliere di Paola, con Federico Pragliola di Terni e Marco Porcheddu di Oristano, i due assistenti. Quarto uomo Kevin Bonacina di Bergamo. Bonacina. Kevin Bonacina. Lecco che si schiera con la formazione solita 3-5-2 con Melgrati, Zeliak, Battistini ed Enrici in difesa. Ci sono Giudice e Lepore sugli esterni, Girelli con, attenzione, rientra Ardizzone dopo l'infortunio, quindi seconda prestazione per Ardizzone, mentre sparisce qua il segnale sui nostri schermi. Panico generale. Ardizzone che diciamo rientra da mezzala con Girelli e Zuccon, che confermato ancora una volta davanti alla difesa sta facendo bene. Pinzauti, Buso, come dicevo poco fa, sono le due punte là davanti. Pordenone di mister Mirko Stefani, che dovrebbe schierare
Secondo le mie previsioni un 4-3-2-1 con Festa, Brusca, Gin, Pirrello, Aieti, Benedetti, Burrai davanti alla difesa con Zammarini e Pinato. Non bella questa schermata. Gucer e Dubickas sono le due. Non la vedevo da tempo. No, io lo vedo. Una volta mi salta la corrente sul fisso mi viene fuori dovete sapere, adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Intanto Gucer e Dubickas, che dicevo, i 2 trequartisti dietro a Palombi, dovrebbe essere questo là davanti il modulo del Pordenone. Ogni volta che accendo la luce in bagno mi si spegne il PC, non so per quale arcano motivo, collegamento. Se qualcuno è elettricista da casa mi dica com'è possibile. Però succede questo, io accendo la luce in bagno e torno e trovo riavviato da subito. L'ultima volta che abbiamo fatto telecronache, radiocronache o videocronache, non so neanche come chiamarle, al buio, una è andata benino 2 o 3 anni fa. Sì, quella con i cugini. Allora, Walter ci scrive: buongiorno, forza Lecco, Ryan, forza Lecco erano pesanti le lasagne. No, buono. Dai Lecco, non è il momento di mollare, scrive Davide. Walter, oggi segna Buso, ok, vedremo chi avrà ragione tra me e te, tra Buso e Battistini, direi un 2-0. Posso dire che siete andati abbastanza se non mi facili. Ma Battistini non è facile di testa da corner. Beh no, ne ha segnati quest'anno. Sì. Buso ci può stare, anzi speriamo che sia proprio uno spaccapartita. Giocare su Neoric invece è proprio rischiosa. Domani non dà. No, perché adesso in attesa, ridendo e scherzando, però stiamo parlando del fatto che quasi tutti nel Lecco comunque uno può aspettarsi una rete. Sì, proprio tante volte si è discusso del Lecco di quest'anno, e il Lecco di quest'anno è proprio la squadra. Infatti l'abbiamo sempre detto, il Lecco vince di squadra, perde di squadra, non c'è mai il tra virgolette fenomeno che risolve la partita, e non c'è mai l'errore, a parte diciamo casi un po' particolari, non c'è mai l'accusa completa 1-2 giocatori. Mentre invece se vediamo, a parte Ricci forse quello che ha segnato me, ma già Battistini e Zeliak su calcio d'angolo si sono fatti spesso vedere. Giudici è uno che segna, Addizione non lo conosciamo ancora, Lepore su punizione sì, Girelli e Zuccon da fuori tirano spesso e volentieri, Buso e Pinzaro ti vabbè sulle 2 punte, è un po' forse anche una delle doti dell'Ecco di quest'anno, cosa che non sempre è successa, perché tante volte abbiamo avuto magari i centrocampisti un po' più fissi, statici, diciamo così, mentre Zuccon e Girelli col gioco di Foschi tante volte si buttano anche davanti. Zuccon magari un po' meno adesso perché deve tenere di più la posizione, però assolutamente. La partita credo sia già iniziata, mentre noi siamo offline, diciamo così. Offline in questo momento. Allora, scusate se non vi ho salutato prima, scusa, ti interrompo un attimo. Dice Marco, speriamo Prosesto Trento pareggio oppure Feralpi Salo Vicenza. Direi proprio di sì. Ho comprato un bel rasoio per Stefano, dice Davide. Walter, signore con la barba lo conosco personalmente. Ma può essere. Il problema è che io ho la memoria di un criceto, quindi spero di... spero che lo conosco per buoni motivi. No, comunque stavo cercando di collegarmi. È la constatazione amichevole. Vabbè, è stato con colpa sua, va bene. Dovremmo riuscire adesso a collegarci. Ma su questo c'è? Sì che non lo so. Perché sto provando a vedere, quasi in situazioni di emergenza. Può essere, però. Sì, no, al limite posso attivarlo anche da qua. Intanto, informazione inutile per tutti: il Torino ha vinto 2-0 con Lecce. No, ma anche perché mi ricollego a un po' il servizio che aveva scritto stamattina se non sbaglio Matteo, sulle diciamo un po' un'analisi, oggi, mai più fondamentalmente. Sì, poi con un'analisi diciamo di quanto convenga o meno salire, scendere. Dice Walter, trasferta dell'Ecco in passato avete condiviso una trasferta. Beh, può essere. E vediamo. Siamo 40 secondi, circa un minuto iniziata la partita, ecco che arrivano le immagini dal nostro schermo. Sarebbe bello dirvi che siamo già in vantaggio 1-0, ma non è vero. 0-0 ovviamente. Vabbè, sarà che siamo lecchesi inside, ma almeno non hanno segnato ancora loro. Oggi parlavo con mia mamma che non segue il calcio e spero che porti fortuna a questa cosa, e mi dice ma l'Ecco in casa perde sempre. Dice, no, veramente ha vinte tutte praticamente, è in trasferta che è un po' meno. Comunque il Pordenone è maglia bianca e attaccherà dalla nord, diciamo, difendendo la nord, mentre noi andiamo adesso proprio sotto la curva. Peccato non poter avere la ripresa sotto la nord oggi. Sto vedendo che è una cosa dell'Ecco che cercano sempre il primo tempo di attaccare dall'altra parte. Sono meglio avversari, ma era vinto il darsi, infatti. Detto da chi decideva queste cose, cosa puntavi a fare tu? No, il secondo tempo giocare sotto la curva, quindi segnare sotto la curva. Ma preferivi il campo o la palla?
per dire, il campo. Non, cioè, sì, il campo. Okay. Sì, perché l'importante era che il secondo tempo dovevi cercare di segnare sotto la curva. Lecco che prova a fare la partita, mi sembra, in questi primi istanti, con un giro palla tra i difensori, mentre invece Pordenone mi sembra un po' poca pressione, no? Fino adesso un po' bottonato dietro. Diciamo che penso che loro hanno anche fatto il cambio di allenatore, non so se avete già detto, probabilmente no, sì. ancora no, infatti sì. Mimo Di Carlo esonerato con Stefani, che se non ricordo male deve essere stato un difensore anche di qualche anno fa. Vabbè, magari mi confondo. Sì. Dato un fallo di un avanti Dopo una statistica, volevo snocciolare le statistiche, perché oggi per Zelia, che è la presenza numero 312 in Serie C, per Lepore la 272, per Battistini la 225, Pizzauti 193. Per diciamo dire... la differenza secondo me tra Zelia che Lepore è che Lepore ha giocato anche più su. No, quello sì. Però per dire l'esperienza non ci manca. No. Da questo punto di vista c'è Cardizzone 181, Giudici 164. Diciamo che per il momento, se uno magari poteva pensare al Pordenone lancia in resta dopo il cambio di allenatore, stanno abbastanza schisci per il momento. Addizione recupera un buon pallone adesso. Forse c'è il fallo di Lepore, che a volte accelerano, a volte rallentano. Non fischia nulla, l'arbitro può avanzare Bruscagin, anzi era forse Benedetto, non ho visto bene, sembrava un 3. Sicuramente Bruscagin dovrebbe agire lui. Sì, a me sembrava il 3, perché adesso col sole la e dietro Zammarini che va al cross, mette fuori. Sì, c'è un po' di gente, sì. Vediamo ancora un tentativo del Pordenone, ribattuto. Dai, Buso in qualche maniera, poi viene sgambettato. Scaraventato a terra. No, la Nord è bella piena. La Nord sì, però loro mi aspettavo qualcosina in più, sinceramente. E anche loro una partita molto decisiva, diciamo che vincere anche loro questa, però soprattutto secondo me se loro perdessero oggi col cambio di allenatore, anche quello c'è ragione. Rischi di dargli un po' la botta. Anche, dipende molto anche da cosa farà l'altra partita fra Alpi Vicenza, perché ormai se il Vicenza dovesse perdere mi sento di poter dire che fondamentalmente rischia di andare fuori dai giochi. Sì. Oddio, non è detto, però siamo talmente ormai magari resti a perché pian punti. piano si è sganciata prima Renate, se non sbaglio, poi per la Popatria già adesso è lì il Vicenza, che è un po' come quando fanno le grandi salite al giro, al turno. Nel gruppo 3-4-5 ci sono i primi che tirano, c'è del gossip. Man mano stacca. Se non sbaglio, scrive Walter, lui in trasferta, quindi tu andava sempre a degustare i prodotti locali e arrivava tardi alla partita. Questo no? No. Dipende, perché in trasferta o c'era Fausto che mi portava in qualche localaccio della zona, in qualche trattoria nei bassi fondi di Caracas. Sì. Allora, 5 minuti, poco da raccontare finora in questo super match del Riga Monticepi, perché mi sembra che il ritmo è molto basso. Fabio, c'è un po' magari di paura di strafare? Sì, no, oltre che paura, di più cerchi di conoscerti un attimo, studi un attimo l'avversario, quindi parti così, anche perché hai proprio paura di non sbagliare la partita oggi, perché se la sbagli, cavoli, andare sotto diventa difficile. Quindi primi minuti di solito nei big match così ti studi tanto tra le squadre. Pordenone è tutto dietro la linea del pallone, nella propria metà campo a difendere su questa azione dell'Ecco. Chiaro, ci sono pochi spazi, sta un po' facendo fatica la squadra di Foschi a costruire in questa prima fase, ci sta. Sì, diciamo che c'è Addizione che è molto partecipe. Buso parte bene sulla tre quarti, messo giù, bello spunto, il fallo, bello il fallo preso, non c'è ammonizione. E direi anche bella la punizione da lì, Sì, questo... in quella distanza né troppo corta né troppo lunga che può aiutare. Chi può andare? Giudici secondo voi? Beh, giudice Lepore. Sì. Appena la distanza è un po' la distanza è distante, non so. Non è neanche così distante, però non siamo a 22 però ha tutto, diciamo che circa, secondo me lui anche facendola un po' girare di potenza ha tutto lo spazio per farlo. Sì. Vediamo Lepore allora dispone 4 uomini in barriera. Festa, che è il portiere del Pordenone, che ci avrà anche il sole in faccia, sì. Diciamo Sì, infatti il primo tempo di Lecco lì in quella zona lì, in quel periodo di stagione adesso è un po'... Vai Lepore sulla palla. Tanto ricordavo bene di Stefani, ex giocatore di Serie C. Lepore... Come si è abbassata all'ultimo momento la palla? Parata di Festa
che la tocca sopra la traversa. Come direbbe il mio non idolo Caressa, è l'ascensore. Che non ho mai ben capito che tipo di effetto sia, ma quasi forse un po' debole, sì, debole, però è scesa alla fine. Scesa proprio appena ha calciato, ho detto alta, poi si è abbassata subito. Calcio d'angolo per il Lecco. Dalla sinistra la battuta dentro un po' bassa, c'è la direzione ed è per i blu celesti, quindi ancora battuta del nostro 32, immagino Lepore. Guarda che c'è anche qua, potrebbe giocarla qua su Buso? Zuccon. Invece la batte fuori, il limite dell'area, la conclusione di giudici, ribattuta. Sofisticata questa. Vediamo, riesce a tenere il rimessa laterale, Lecco, giudici, dopo la battuta veloce, messo giù senza fallo. Non c'è fallo. Questo è fallo, Certo che sono venuti. Il signor Cavaliere è già il secondo intervento, terzo intervento che non valuta. Però sarà fallo tutta la vita. Lo valuta più proprio scaraventato a terra. Ci prendiamo un primo break di giornata all'8º 0-0. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora rientriamo con intanto Marco che ci scrive: segnano Buso e Pinzauti, mentre c'è anche chi si lamenta per la ritardi alla biglietteria e non è riuscito a entrare, quindi in Tokyo Japan per l'inizio della partita. Allora Zuccon su questa punizione, siamo al 9° minuto. Lecco che però mi pare di poter dire stai negli ultimi minuti costantemente nella metacampo dei friulani. Allora c'è il Pordenone che sembra proprio, non dico impaurito, però sta molto sulle sue, come diceva Fabio, probabilmente è un po' più in fase di studio. Noi invece abbiamo provato già adesso, siamo nel 10° minuto, siamo 0-0, ancora nessuna occasione se non la punizione di Lepore, ma noi qualcosina abbiamo provato a iniziare adesso a far aumentare di giri, diciamo così. Soprattutto dicevo prima, Ardizzone sembra essere rientrato bene, cioè è già volenteroso nel partecipare all'azione. Intanto ti faccio degli aggiornamenti. Buongiorno a tutti, sono Fausto dalla regia. Allora, Pergolettese 1, Renate 0, Piacenza 0, Mantova 1, Prosesto 1, Trento 0, Triestina 1, Propatria 0. Ok, grazie Fausto. Quindi Prosesto che in questo momento scatta davanti a tutti col vantaggio del Trento che naturalmente quando non affronta il Lecco torna a vestire i panni soliti della... I punti salvezza li ha fatti che cala le braghe. I punti salvezza quando li ha fatti, quindi a posto. Esatto. Giusto solo per togliere 6 punti a noi. Detto questo, Polli noi a farci anche togliere 6 punti dal Trento. È totalmente colpa nostra, sia l'andata che il ritorno. Allora lancio lungo adesso, anche però con poche idee fino a questo punto. Dai ragazzi, Zuccon. Ecco, diciamo questa è la classica partita in cui noi dobbiamo riuscire a scardinare, diciamo, la difesa avversaria e non lasciare a loro un minimo segnale di poter entrarci in partita, perché tante volte abbiamo tenuto la squadra avversaria così, poi li abbiamo fatti leggermente salire, hanno preso coraggio e ce l'hanno messa in porta. Laddove ce l'ha messa in porta. Beh, comunque arbitro molto all'inglese, come si suol dire. Molto, perché sta lasciando, ma anche lasciando molto andare. Adesso errore di Sigliac in impostazione. Non è ancora entrato benissimo in partita Girelli, che fino adesso poco coinvolto anche dai compagni. Beh, è molto... si gioca in poco, sì. Molto... prevalentemente tra l'altro da questo fronte centro-sinistra. Girelli agisce dall'altra parte, ha toccato pochi palloni. Ma poi lui è uno che ha bisogno anche un po' di alzare i giri del motore. Ma poi sono molto chiuse le due squadre, quindi il centrocampo fa un po' di fatica adesso. Naturalmente manca Ilari squalificato, così come Dudu Magni, protagonista ai lui in negativo dell'ultima partita di Trento. Male c'è in cosa, forse è per questo che hai avuto la visione tu oggi, che l'errore, che noi abbiamo dipinto, attenzione, tanto palla in area,
messa fuori di testa. Avevamo accusato l'Empoli per l'errore sul seconda rete di settimana scorsa. Tant'è che me ne sono accorto poi facendo la sintesi dopo che non si trattava proprio del povero Lepore, mi scuso con lui. No, io perché sono stato io il primo. Ero convinto anch'io. No, era Battistini, diciamo che era Battistini proprio. Diciamo che Eleven non aiuta. Non ci aiutava a capire l'immagine sul lato lontano, quindi io poi ma si è accusato Battistini stesso in conferenza stampa, poi si è autoaccusato dell'errore. Ha detto no, vorrei dire amici del Cociane che non è Lepore innocente. Beh, anche un po'. Calcio d'angolo per il Pordenone. Vorrai dalla sinistra, la palla alta. Ci è arrivato proprio davanti fuori. Amelgrati da solo a battere di testa, ma la spedisce quasi. Chi era? Molto laterale. Forse Opinato Benedetti. Qua ci ha salvato. Sì, l'ha buttata fuori. Non so se Fausto ha visto chi è stato a colpire di testa, l'ha sentito. No, stava tornando verso la zona sinistra del campo. Questa quindi potenzialmente molto pericolosa come occasione. Sì, perché praticamente è porta vuota. Perché sul secondo palo, insomma, diciamo che solo. Ma non so, portiere o difensore? E quando sei dentro l'arietta anche il portiere però potrebbe far di più. Quando la palla ormai entra dentro l'arietta piccola, il portiere dovrebbe essere sua, l'arietta è sua, però forse perché sul secondo palo lui molto probabilmente quando arriva sul secondo palo poi leggi anche un attimino male la traiettoria, non ti fidi e allora speri. La famosa preghiera. Fortunatamente non è riuscito a impattarla probabilmente con la fronte, l'ha presa un po' di esterno, quasi con la nuca la palla. Questo giocatore del Pordenone che non abbiamo visto in diretta chi fosse, adesso cerchiamo di capire, ma grande occasione sicuramente anche per il Pordenone. E quindi come appena dicevo prima, occhio non sbagliare. Dovrebbe essere proprio Palombi la punta. Palombi, perché io ho visto subito rientrare verso sinistra, quindi ho detto magari è un... infatti lo stavo dicendo io, Stefano, non credo che era vicino, perché è andato infatti subito quando torni così, perché vuol dire che non sei l'attaccante. Ma cerchiamo di capire, tra l'altro i numeri non sono molto leggibili, che altro. Non vorrei che adesso che è inquadrato magari è questo 14. Che è 14? Mi sa che c'è Palombi. No, Palombi, scusa, ho sbagliato io il numero qua, sì, 14. Vabbè, comunque. No, però dalla statura sai che potrebbe essere, perché non sembrava altissimo, Palombi. Comunque adesso il Pordenone, siamo al 15° minuto, sta un po' salendo. Ecco che adesso è qualche minuto che rimane nella propria metà campo. Però io sto vedendo che Palombi gioca a sinistra. E poi se che Dubiscas fa che magari tre davanti sono un po' intercambiabili, perché forse mi sa 3 davanti. sì, allora il riferimento, perché io ricordo Dubiscas più come centravanti. Infatti mi sa che lui, se guardi dietro di lui ci sono vedi Palombi e quello là. Palombi là, quindi non è la punta. E di qua invece chi c'è, scusa? Bella domanda. 21 Gucev. Infatti vedi Palombi è lì. E dove qua c'è la punta che Pinato è centrale dietro la punta, forse quello lì. Non si vedono benissimo i numeri, purtroppo. Riusciamo a sbagliare i nostri, come stavamo dicendo prima di Lepore e Battistini. Quello là è Palombi, quello là davanti è Cerchiamo di capire. Aggiornamento intanto dalla regia di Fausto. Sì, c'è Piacenza che ha pareggiato col Mantova e il vantaggio del San Giuliano City contro la Virtus Verona. Questo è il vero, nessuno lo dice, è il vero match di cartello della giornata questo. Da San Giuliano e Virtus Verona. Comunque confermo che Dubiscas il 7 è là davanti. Infatti è davanti. E come dicevi tu Fabio, di là c'è Palombi e Guce però sul centro-destra. E Guce di qua, dietro. Infatti adesso si vede Dubiscas che all'andata comunque ci mise abbastanza in croce, se non ricordo male. Tanto c'è stato un colpo su Buso che non è stato sanzionato, però è rimasto a terra. Adesso qua si vedrà capire. Beh, no, una spinta alla spalla. E è rimasto a terra per un attimo Nicolò, ma nulla di grave. Ci prendiamo una piccola pausa intanto.
Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Non riusciamo più a ripartire, stavamo un po' parlottando di questa cosa che ha preso campo il Pordenone. Fabio, vedo che si fa un po' più di fatica adesso il Lecco a distendersi. Adesso sì, hanno preso un po'... Ma no, qui ha fischiato fuori gioco dell'avanti del Pordenone, Lecco però aveva già rilanciato sulle punte e vabbè. Niente, punizione, l'Ecco che riparte dalla linea di metà campo. Dicevi però che quando comunque due squadre sono di vertice può capitare che l'altra va in difficoltà per un po' di minuti, perché comunque quando hai dei buoni giocatori dentro prendono quella fiducia lì che ti tiene lì un attimo l'altra squadra, e quindi può succedere che una squadra poi per un po' di minuti sta lì a difendersi. Come è successo fino adesso un attimino a Lecco, ha avuto quei 3 o 4 minuti lì difensiva, però è una cosa normale, come speriamo che può succedere anche al Pordenone. Sempre 0-0. Allora Marco ci scrive: ragazzi, ma non è meglio difendersi e attaccarli in contropiede? Non lo so, nel senso che è una partita un po' indecifrabile fino a questo momento. No, ma per il nostro tipo di gioco ha sicuramente ragione. Il problema è che era proprio il Pordenone che se ne stava molto sulle sue, quindi non è che puoi lasciare la palla lì in mezzo e non giocare. Però fino adesso sono 7-8 minuti che siamo costantemente schiacciati indietro e non riusciamo a riconquistare palla e a ripartire. Sì, ci sono stati un paio di interventi, questo di Zuccon non sanzionato, e poi in avanti l'altro ancora su forse Pinzarti, anche lì non sanzionato. Questo Cavaliere sta facendo andare molto il gioco, speriamo che, come capita spesso in tante partite, poi a un certo punto non decide di fischiare tutto, perché è capitato anche... Ah sì, può darsi che all'inizio lasciano andare, poi dopo invece iniziano Girelli qui si è preso una stecca, però ha resistito. Marco ci dice non ci voleva che segnasse la Pro Sesto, però insomma c'è ancora tanta partita, potrebbe sistemarsi anche il risultato di là. Walter, non nominate Magni che mi viene l'orticaria anche a me. Sì, Davide. Il 90 fa veramente povero Dudu, ormai quella partita di domenica scorsa ha fatto venire l'orticaria a tutti. Poi ragionando mente fredda uno dice sì, però eri 0-2, quindi va bene che poteva... Li ho rivisti. Bravo. C'è altra punizione uguale dalla stessa stessa zolla di Lepore poco fa. Sì, bravo Ardizzone qua. Vediamo se Lepore a sto giro ha preso posizione un po' pollo il 21 Gukar. No, dicevamo, me le sono riviste bene tante volte in settimana le azioni divorate da Magni e sono arrivato a una conclusione. Che non era la sua giornata. Quelle che proprio proprio mi è la prima, sicuramente è la prima, quella più, perché poi dava il là alla ripresa del Lecco e poi la ribattuta sul rigore. La ribattuta, perché il rigore lo puoi sbagliare. L'ha parata anche bene il portiere. La seconda, quella che è entrata in area, ci sta, che era difficile. Tanto attenzione, punizione. Vediamo se va giudice o Lepore. Forse di seconda? Non so, giudici da come... No, è di prima, perché l'arbitro ha il braccio basso. O gliela tocca per Lepore. Vediamo, o se no. Giudici sulla barriera, poi Lepore, tiraccio 1, tiraccio 2. Allora tira Giudici, trova subito una barriera, un uomo a far barriera, poi va Lepore al volo, ma la palla prende un giro esterno e finisce quasi nel tunnel degli spogliatoi del Rigamonti Ceppi. Davide, Pordenone è forte, ma anche noi, sta tutta la consapevolezza della squadra, ho fiducia in questo Lecco, l'abbiamo anche noi, è una partita che per adesso rimane molto in equilibrio, non c'è una... Tutte due buonissime squadre, quindi giusto così, che al 20esimo sia ancora 0-0 e non ci sono state occasioni proprio, tranne il colpo di testa. Sì, quella è stata... non è stato alla fine un tiro in porta, però è stata l'occasione... Sì, però dai. Però come tante volte capita che domini una partita, un'occasione alla fine è quasi fisiologica. Sì.
diciamo che arriva, diciamo che ti arriva prima o poi. Senza, magari dopo mi pentirò di quello che ho detto, però è anche magari un buon segnale non aver preso il gol. Perché sai, tante volte a Lecco è capitato negli anni passati quell'occasione lì e beh, ma l'andata col Pordenone cosa c'è successo? I primi 2 tiri in porta da 50 metri li ha messi, no, non mi ricordo se era Pordenone Vicenza. Walter ti chiede, posso chiedere a Stefano se conosce Rovati? Direi che no, mi sa che che mi confonde con qualcun altro. Sì, noi lo conosciamo, passa spesso anche di qua a salutarci. Pensavo conoscessi, no? Sto pensando, ma ripeto io Umberto di nome mi sembra, no? Chiedo a Fausto, sì. Con i nomi e con le facce, guarda, intanto aspetta un secondo. E perché non hai mangiato le lasagne? No, oggi ho mangiato pasta a forno. Sono cugini però. Allora, noi ridiamo e scherziamo, 22esimo, succede poco, direi che le occasioni fino adesso latitano, partita poco. È il classico un po' match importante, Fabio, che magari è un po' bloccatino a livello di... Come sì, cioè tu ne hai vissuti tanti così. Sì, ma perché c'è paura da una parte, paura dall'altra e quindi cerchi di star lì, perché secondo me tanto le occasioni prima o poi arrivano. Io ho sempre negli occhi, spesso parlando anche qua in redazione per quelli, il gol che tu segnasti a Seregno, quello la posizione defilatissima di sinistra, l'assist di Bugno, su assist di Buonokunto. No, beh, c'è non ricordo bene Buonokunto che apre, sì. Ah no, quello ok, ma no, c'erano stati 2 anche quello sulla. Chiedo sempre come hai fatto a segnare quel gol, veramente incredibile, una gemma del. Sono cose ci avevi abituato, però. Cioè, mica te le viene a raccontare a te, se no fa anche te. No, vabbè. No, dovrebbe raccontarlo a Tordini, Buso. Ci penso ogni tanto, ricordi che... No, penso non proprio a quel gol lì, ma penso proprio in generale quello che è successo a Lecco, degli anni passati a Lecco che sono stati veramente incredibili, ma per tutto. È una cosa in generale che Lecco ti lascia proprio, ti dà delle emozioni troppo forti. Poi anche quando fai il gol, comunque quando vinci... Pordenone, limite dell'area, conclusione bassa, Lecco è per quello che dico, Lecco adesso si trova lì a vincere il campionato per un giocatore, cioè come se dentro dici, cavoli, se vinco il campionato a Lecco è qualcosa di... Ma io vedevo ieri... È fuori, forse uno non se ne rende conto se non sei lì proprio dentro al campo, a come vivi tutte le situazioni. Cioè pensare di vincere il campionato a Lecco è una cosa fuori dal normale. Comunque, per dire, c'è gente che dice tu vinci il campionato a Lecco è come giocare in Serie A. No, infatti quegli anni lì poi è proprio una cosa... Era Lecco che era sempre poi su nelle prime posizioni, quindi era quasi come, diciamo, essere una squadra di categoria. Poi con Carlos Franz, cioè vedevamo noi da fuori, vi vedevamo voi dentro, un ragazzo d'oro, e vedevamo di quelle voi, ma anche con Buonokunto, con tutta quella squadra lì c'era tanta di quella qualità. Parliamo anche di Buonokunto, io lo adoravo comunque come giocatore. Ci vediamo però una piccola pausa. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Piccolo fischio, ecco qua, rientriamo, attenzione, Pordenone adesso. Precedenza è stato Zuccone a salvare una buona azione che si stava sviluppando nell'area del Lecco. Adesso Zuccone ha battuto. C'è giallo? Sì. C'è giallo? Non so se è giallo, però il fischio c'è stato. No, non c'è giallo. Più che altro perché è stato un bel blocco cestistico. È stato Pinato che praticamente ha spinto alle spalle Girelli, che è finito addosso a Burrai prendendosi una botta. Una bella spallata. Sì. Poi Girelli è cavalmato. Burrai non è mica fatto di burro, tra l'altro, cioè bello. Girelli, ricordando un po' i giocatori, è un po' il cavallo pazzo, cioè Girelli ha proprio quell'impressione lì, cioè quando prende palla e si imbizzarrisce diventa
una potenza. No, punzecchiato, avevo sottolineato semplicemente che Nicolino no, non ce la fa, peccato. Non era ancora entrato bene in partita, adesso invece mi sembra di poter dire che sta toccando parecchi palloni Girelli, molto movimento come al solito. Manca quello che stanno inquadrando adesso, energia. Pinzauti. Sì. Perché per come ci ha abituato a venire sempre incontro a prendere il pallone non si sta vedendo. Allora, i nostri amici da casa, allora Walter chiedeva di Ratti perché sono 20 anni che non lo vedo da quando sono in Germania. Se passa di qua te lo salutiamo volentieri Walter, nei prossimi settimane. Davide, sono in montagna e vedo lo stadio con il binocolo, ho mangiato fagioli alla Bud Spencer. Ecco dici dove sei. Perché abbiamo ovviamente con una giornata così c'è l'imbarazzo della scelta di San Martino. Ecco perché sei andato in montagna allora, per stare un po' all'aria aperta. Col binocolo comunque la vede, ci poi ascolta noi, ci guarda, quindi la partita comunque il Pordenone, scusate, ma sta prendendo abbastanza coraggio il Pordenone adesso, perché prima non abbiamo detto, dovrebbe essere stato Pinato che ha calciato con un rasoterra strozzato da fuori area. No, e poi dopo c'è stato anche un altro tentativo dentro l'area che Zuccon è riuscito a sbrogliare alla grandissima, quindi occhio perché loro stanno salendo e noi non stiamo avendo più sicuramente il controllo del pallone e poi non abbiamo praticamente ancora avuto occasioni vere da rete. Sì, Pinato. Adesso ancora tentativo con la rimessa laterale che va quasi sulla linea di fondo. Soprannome del Pordenone, l'abbiamo detto, è i Ramarri. Si gira bene, poi il ritorno di Seliak. Bella la chiusura lì di Seliak. Sì, il Ramarri, se non ricordo male. Sì. I Ramarri, quindi oggi... Pinzauti, eccolo finalmente, ma sbaglia il servizio bus. Finalmente è ritornato a fare un po' da regista, ma sbaglia. Ha cercato di mettere in verticale direttamente con il tocco di petto Buso Pinzauti, ma non è riuscito. Adesso il Murray che cerca compagni liberi, lancia sulla sinistra dove va proprio Palombi che cerca di entrare in area, Zelia che ancora fa muro. Allora. Stanno cercando di attaccare spesso sulla sinistra dove c'è Zelia che però al momento sta reggendo, però probabilmente di là c'è Giudici che è un po' più offensivo e loro cercano di andare giù. Invece il Lecco, il contrario, sta cercando di attaccare di più a sinistra, molto abbottonato per adesso sì. Rispetto ad altre volte anche in casa mi sembra molto più prudente, probabilmente vista anche la presunta forza del Pordenone. Allora, sicuramente la forza del Pordenone, quindi che ci si aspettava alla vigilia, voglio dire, seconda miglior difesa del campionato del girone per il Pordenone, si sta vedendo comunque perché concede poco dietro, 27 gol subiti. Prima Feralpi, molto... incontriamo le due migliori difese tra l'altro tra oggi e mercoledì. Feralpi addirittura solo 17 gol subiti, quindi... E noi che non siamo un attacco esattamente effervescente. Attenzione, bello il pallone di Lepore per Buso, può puntare l'area, Buso ha detto Pinzauti, un rimpallo, poi arriva Giudici, prova a metterla giù per Girelli non ha il coraggio di tirare, entra in area dalla destra, adesso sì il tiro ma ribattuto. Perdiamo sempre un attimo di gioco per tirare, un tempo di gioco. Messa fuori la palla, sì. Qua non se la sono sentita né Buso prima né Pinzauti dopo e nemmeno Girelli di calciare, Fabio lì forse... Di provare, sei nella situazione che adesso devi provare a calciare, che non si sa mai, deviazione, può succedere di tutto. Tanto ho visto un paio di tifosi che dai distinti sono andati a urlare qualcosa, il giocatore del Pordenone si è spaventato, stava facendo una rimessa laterale, si è girato. Giocare a Lecco è anche quello, cioè ci aveva visto uno scatto proprio di... C'è anche quello. Sì, anche quello, giusto. E i distinti sembrano belli. Sì, rispetto non pienissimi, alla però media stagionale più. Sì, diciamo di solito sono pieni dalla metà, cioè vanno dalla metà in su. Oggi è anche un po' più giù della media metà. Stagionale, giustamente come sottolineava Albino, non ci possiamo lamentare. Io intendo i distinti che rispetto a qualche anno fa sono un po' diminuiti, ecco, come affluenza media alle partite. Mezz'ora intanto 0-0. Non riusciamo a uscire quando in queste occasioni spariamo palle in avanti. Allora Davide c'è Magnodeno, tra l'altro l'unico che non ho citato, Magnodeno. Magnodeno lunga. Forse Stefano conosce Pepi. Stefano lui? No, mi sa che no, io Pepi non... Se parla con me non sono io. Stefano lui no. Stefano io no. Stefano tu no, tu non sei quindi... No. Lo conosci? Ivan dalla regia ci dice che lo conosce. No, Pepi no, non lo conosco. La montagna che rimane sopra Maggiani, così no, lo so Davide, scusa, io ti avevo citato San Martino Reseguano, non avevo citato il Magnodeno, ci sta anche il Magnodeno. Sembra un attimino fuori, invece no, effettivamente col binocolo puoi arrivarci sopra bene, sì.
L'ideale è San Martino, giustamente. Beh, ma io tante volte quando vado sulla mia collinetta si parte a Ieti, poi scelta da difensore. Meno male, infatti. Sì. Prova un tiro improbabile da 30 metri. Adesso l'Ecco deve salvare una uscita perché a Ieti è fuori posizione, Buso punta, infatti. Sono già piazzati in 7, incredibile. Quello che stavo dicendo anch'io. C'erano 7 ad attaccare, transizione veloce l'Ecco, 7 anche a difendere. Quanti giocano? Li abbiamo contati, sono 14, sono quei pordenoni. Beh, però se fino a un mese fa dovevano essere i dominatori del campionato, ricordo che danno già 3-4 punti avanti. Sicuramente coprono molto bene le distanze in campo, questo si capisce, ma l'abbiamo visto anche all'andata, ma anche alla squadra di Carlo, anche il ritorno adesso di Carlo non c'è più, però bello il colpo d'occhio della Nord, che ogni tanto Eleven va a pizzicare. Giudici, palla per Girelli che riesce a tenere in campo la palla a Buso, si gira, gli è schizzata sulla mano la palla per il controllo. Ci prendiamo un break. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschisi.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Fa caldo, Stavamo parlando di un possibile effetto caldo, primo caldo della non è il stagione, primissimo caldo, però oggi dà proprio l'impressione di fare, mentre le altre volte era aria fresca ma scaldata dal sole, oggi sembra proprio anche più calda l'aria. La temperatura, allora io quando sono arrivato 18 gradi, tutti dicevano che fosse quasi 20, segnava la macchina, quindi sì, può essere anche che magari o l'Ecco si sta un po' tenendo o proprio sta subendo un po' il primo caldo, perché poi in questo fine di campionato poi anche eventualmente playoff, tanto Zeliak libera con qualche difficoltà l'angolo, giudici va lungo su Buso, ci sarà anche l'effetto del caldo poi che arriverà. Tu Fabio pativi in questo momento, ce lo sentivate in campo? Lo senti quando arrivano questi periodi, anche perché hai già fatto tutta la stagione, lo senti, devi cercare di tenere un po' l'energia, perché il caldo, ma di più non al primo tempo, quando arrivano l'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, incominci un po' ad accusarlo. Quindi devi essere bravo come squadra. Un fattore comunque. Sì, perché di più ti manca la lucidità, la cosa che manca di più. Calcio di punizione, attenzione per il Pordenone, siamo circa a 30-35 metri più o meno. Sì. 35esimo minuto, squadre sulla forse va in porta, non ho visto chi è, forse Pinato. Non riesco a riconoscerli molto. Burrai? Infatti stavo cercando la fascia per capire se era Burrai, qua tira in bocca. Un passaggio a Melgrati. Qua dovrebbe ripartire se voglio. E invece no, vedi, il ritmo lentissimo anche nel salire. O è una gestione delle energie? Ma proprio anche solo un dire stiamo tranquilli e poi ci proviamo nel secondo tempo. Sì. Può essere anche così. Anche solo per dire, vediamo anche le altre partite, come va, come non va. Poi c'è mercoledì. No, questo è vero. Rientrerà Ilari mercoledì, però, perché avrà scontato la squalifica, giusto? Quindi sicuramente però anche però oggi devi cercare di vincere. È vero che anche il pareggio non è male, però se davanti Ferrappi Salova a vincere vuol dire che vai 6 punti poi. Magari 5 attenzione, l'Ecco area di rigore, l'Epore non riesce ad agganciare, lì alle sue spalle non c'è nessuno. Io mi sono prefissato 4 punti in 2 partite, preferibilmente vincendo oggi, però però dipende molto anche dagli altri, perché nel senso sicuro, se non vincono allora l'Epore col tacco, bella l'azione dell'Ecco che però si perde un po' nello scambio, poi Zucconi bello il tiro, non va lontanissimo dall'incrocio dei pali, c'entra poco la porta, però l'altezza della balistica c'era. E Zucconi e Girelli ce l'hanno il tiro da fuori, l'abbiamo visto anche su punizione tante volte, anche perché siamo poi andato così tanto distante. L'Ecco che a questo punto deve anche provarci un po' da fuori.
E sì, diciamo sempre, può essere a questo punto anche un episodio a decidere questa partita. Sì, anche perché i due attaccanti sono marcati bene, tra Buso e Pinzauti, li stanno tenendo bene. E poi non abbiamo mai avuto sfogo sulle fasce. Melgrati facile sulla sua sinistra, però loro stanno una conclusione? Sì. Loro però stanno concludendo dal limite dell'area, non ho visto se è la Gucher o chi. Una bella azione, loro stanno arrivando a concludere quantomeno. Buso apre bene per Girelli, che potrebbe aprire ancora per Giudici, lo fa. Arriva il capitano, scende sulla fascia dentro. Un passaggio per festa. Non ho visto se era Zeljak, forse neanche Giudici. Vi do una notizia esclusiva, tra l'altro ho letto poco fa: infortunio muscolare per Pogba della Juve. Non è mai successo prima. Ma scusa, ma sai il problema di Pogba è che avendone giocate così tante, ha giocato troppo quest'anno. Si è stressato. Poi stiamo arrivando a livelli Barzellai. No, è che è che ha corso per riuscire ad arrivare in orario quando è arrivato in ritardo. Esatto. Ha pagato con lo sforzo. Ma poverino, pure multato per essere arrivato in ritardo. Però Fausto ha un aggiornamento importante dalla faccia. Virtus Verona in vantaggio. Piacenza arrivata col Mantova 2-1. 2-1. È importante però sì, perché se rientra anche il Vicenza. Piacenza. Scusa, Piacenza, no, avevo capito Vicenza. Infatti Vicenza gioca con la Ferrari Salasso. Infatti, no, bravo. Sì, tra me invece io stavo pensando, ma che me ne frega di quelle due squadre lì. No, scusa, ho capito male io, ho capito Vicenza. Che buono, che non interessa, vuol dire che... Bello avere giornate di sole quando arriva la primavera, ma dovrebbe piovere ogni tanto, scrive Daide. Sì. Ci prendiamo una piccola pausa, poi seguiamo questo finale di primo tempo. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Sì, ha segnato ieri. Se rientriamo in studio, noi parlavamo di Richarlison che dopo essere stato punzecchiato da Conte, in realtà Richarlison ha punzecchiato per primo dopo la partita di Champions League. Dicendo abbiamo fatto una stagione di punzecchiato, mi era detto. Attenzione Battistini che deve fallo su Battistini, bravo Battistini. Che poi riesce a servire l'Empoli, ma l'Empoli non tiene c'era un po' di fallo là però sì, ma non sta fischiando. Tanto vediamo 5 posizioni per 30 tifosi del Pordenone. Sì, sono pochi. Per una squadra che deve vincere il campionato. Però non hanno una grande tifoseria loro. Leggevo anche in settimana qua fuori direttamente. Si perde questa occasione del Pordenone. Tra l'altro loro hanno un innovativo progetto sullo stadio che sarà modulabile, cioè potrà cambiare capienza con dei moduli. Non so se anche Fausto l'hai letto in settimana. No, mi guardai a te può fregare di me. Diciamo che dallo stadio del Pordenone leggevo questo articolo interessante perché pare che sarà uno dei primi in Italia costruito a moduli con i Lego, bravo, portano i come domenica scorsa che avevamo i seggiolini tutti colorati per una struttura lamellare in legno che quindi è molto facilmente diciamo che lo faccio in normale, non come settori. Scusa, come squadra e come società nulla da dire perché hanno fatto anche la BIA. Sicuramente staranno. Però diciamo che sicuramente per il momento i moduli aggiuntivi li possono lasciarli a preventivo perché tanto magari per quello loro lo fanno, poi si vede che poi li tolgono perché possono essere magari impiegati in altre parti. Anche in Serie B la tifoseria del Pordenone faceva ridere, scrive sì, non sono tanti. Appunto dico, a livello societario di squadra nulla da dire. Loro l'altra, il Sassuolo hanno meno tradizione anche perché comunque poi dopo quando vai in Serie A gli spettatori li fai perché vanno a vedere le altre squadre, quindi comunque Friuli-Venezia Giulia non è grandissimo e ha due città grosse come Trieste e Udine che hanno grande tradizione calcistica, quindi e anche Udine un pochino. Tante volte non è che sia proprio così calda, tra l'altro nonostante impianti, questo va sottolineato, la Dacia Arena è spettacolare, la Dacia Arena soprattutto che
No, notevoli. Allora, Davide dice, Ryan dice a Davide, Slim, vieni in Belgio che piove un giorno sì e l'altro pure. Beati voi, mi viene da dire. Poi, un po' d'acqua qua. Scusate, ma posso dire che un lecchese, non so se sono lecchesi i ragazzi che scrivono, ma da lecchese dire speriamo che piova ce ne vuole, perché vuol dire proprio che è cambiato tutto, perché io mi ricordo anni fa pioveva veramente sempre, e tant'è che ci definivano come ci definivano. Sì, esatto. Ma poi tra l'altro le partite dei playoff, le finali e tutto, ma asciutte quante me ne ricordo, forse quelle di... Sì. Poche. Sicuramente tutto l'inverno, io non mi ricordo una partita con la pioggia, questa non c'è stata mai, a Lecco, mai. Forse neanche l'anno scorso, da dire. Già ai tuoi tempi mi ricordo, già qualche decina di anni fa, tante partite. Attenzione, Pordenone, limite dell'area, ricordo. Apre bene sulla sinistra, anche in trasferta, cross in area, Lepore, spinto alle spalle, fallo. Karate, forse Coppa Italia, Karatese Lecco, prima partita di campionato. Avevamo fatto l'amichevole col Chievo che non avevamo neanche giocato. Con il Chievo inizio anno. Infatti dicevano così, sì, Davide. Perché quando pioveva. Pioveva. No, ma Lecco mi ricordo. Fa una piovutina l'altra notte, ma 2 gocce ti alzi. No, ma a Lecco di partite sotto i diluvi non istante, anche perché il campo era sempre retto. Proprio gli ultimi anni è diventato. No, ma e giusto perché hanno cambiato il campo, diciamo. Sì, non ho mai conosciuto perché... il sintetico grandi piovute. Bravo Zuccon che sbroglia. Vai. No, fischia dopo, cavaliere. No, per loro però. Sì, infatti. C'era stato un mezzo fallo di Lepore, vantaggio, poi Zuccon riesce a portare via la sfera al giocatore del Pordenone, quindi vantaggio che si annulla, punizione quasi dalla linea di metacampo. No, Ryan, Davide è Slim Shady e Davide. No, Ryan, ti chiamavo Ryan, non sapevo perché è il tuo acronimo, il tuo avatar è Ryan Crowley. Mi chiamo Luca, ti chiamerò Luca. No, Davide è l'altro ragazzo con cui tu parlavi. Pordenone, palla in area. Almeno mi sembra, Slim ci ha scritto altre volte che si chiama Davide, a meno che le lasagne di oggi non mi abbiano mandato come Girelli. Riprova a far ripartire Lecco, che però viene subito placcato. Ecco, loro sono bravi anche in questo. Non ripartire, ma credo che lo sanno. Sono giudici, scusa. Che comunque il Lecco era una squadra tanto da ripartenza e quindi cercano di tenerli lì. No, però hanno questa capacità di coprire molto bene le due fasi, quindi diventa veramente difficile oggi. Una partita che per adesso è da 0-0 e infatti siamo sullo 0-0. Sì, no, giusto. Sì, leggerissimissima predominanza loro in fase offensiva, ma senza... Ma territoriale, perché non hanno poi creato... Sì, diciamo 2 o 3 conclusioni sì, ma tutte telefonate. Vince anche la Pergolettese sul Renato 1-0. Lecco invece che purtroppo non ha creato praticamente nulla. In questo momento Pro Sesto 57, Feralpi 55, Pordenone Lecco 52, Vicenza 51. Questo come cambia la classifica? In questo momento se è a -5 inizierebbe a diventare un po'... anche perché poi c'è Feralpi Salò No, perché poi un attimo rischi di finire comunque quinto. Quinto posto, anche perché parlando di playoff comunque arrivare secondo, arrivare quinto, sesto, c'è una differenza abissale. Se arrivi quinto più o meno come sesto posto di 2 anni fa, dell'anno scorso, cioè che diventa molto difficile. Ma anche come partita, cioè mi sembra che passi il turno, no, al secondo. Sì, giochi 2 partite di meno, cioè comunque qualcosa sempre in più. Terza e quarta forse giochi 1 in meno, giusto? No, sinceramente non ci ho mai capito molto. Attenzione, è bello la ripartenza del Lecco, però è vero che uno non vuole pensare playoff, comunque anche quello, arrivare da secondo, arrivare a quinto in classifica comunque cambia. Salti la partita. Sì, continuo a pensare che comunque quest'anno è più facile vincere il campionato che vincere il playoff. Sono d'accordo con te. Sì, no, anche perché soprattutto perché se non vinci il campionato quest'anno vai a vedere i punti e guardi 6 alla Trento, gli ultimi 3 alla Pergolettese sono 9 punti. Avevi stravinto il campionato già adesso. Sì. Quindi Lecco se non vince questo campionato deve veramente mangiarsi le mani. Sì, ma poi veramente i playoff assolutamente. Intanto è finito il primo tempo, vi abbiamo detto 0-0, veramente poche emozioni. Ti chiedono di sorridere. Cardini, tra l'altro, ti chiama Walter come celebre fotografo Carlo Cardini di Lecco e naturalmente il figlio Stefano,
che salutiamo, dovesse ascoltarci. Ryan, quindi Luca, che scrive: comunque una città come Udine con meno di 100.000 abitanti ha sempre 22.000 persone allo stadio, non male. Beh sì. No, si è corretto Cardinio, dopo gli era sfuggita la O, non può sbagliare. Io prima quanti lo sbagliano. Beh, non è un cognome. Allora così, adesso io tanto che ci colleghiamo con Albino. Ecco Albino, subito lo sento. Albino, ciao. Ciao Stefano. Allora, un primo tempo non bello, molto bloccato, abbiamo detto Albino, perché forse c'è anche una gestione dell'energia, almeno per quanto riguarda il Lecco, che sembra abbastanza chiara. Ma direi che questo è molto dovuto alla formazione che ha adottato il Pordenone, perché sto giocando a 4 in difesa, ragazzi. Sì, no, questo. Ma infatti loro lo dimostra anche il numero di gol presi, pochissimi in campionato, molto bravi nella fase difensiva loro. Sì, direi che però se vogliamo fare un'analisi così abbastanza attinente a quello che è stato il primo tempo, una partita un po' inchiodata, no, ma il Lecco ha cercato qualcosa di più senza fare delle cose tragiche. C'è un ritorno, ragazzi. Ok, abbiamo forse risolto. Pronto? Sì, mi senti? Sì, vi sento. Ok, dicevi, scusa Pino. Stavo dicendo che è una partita chiusa, ma anche per via di questa formazione a 4, si sa che la formazione a 4 inibiscono molto il gioco sulle fasce, no? Che è una delle priorità assolute del modo di giocare del Lecco. Assolutamente. Cosa può fare secondo te il Lecco di diverso per cercare qualche spazio in più nella ripresa? Ma io penso che cambierà sicuramente una delle due punte, anche perché oggi Puto mi risulta che avesse ancora dei piccoli dolori alla spalla, che non è al meglio. Poi diciamo che c'è stato anche un paio di falli o 3 nel primo tempo proprio su Buso, che l'hanno comunque messo in una condizione di sentire ancora magari dolore, credo. Certo. Ma potrebbe entrare Tordini, potrebbe essere un giocatore piccolo, che si infila tra le righe e fa gol. Assolutamente, potrebbe essere davvero anche questa una opzione. Va bene Albino, ti ringraziamo allora per questo primo contributo, ci sentiamo alla fine della partita, dai, speriamo di vedere qualcosa quantomeno di diverso nel corso dei secondo tempo. Ce la facciamo. Dai, speriamo davvero. A dopo Albino, grazie. Rientriamo in studio, noi ci prendiamo il break lungo, torniamo tra qualche minuto a farvi compagnia con Lecco Pordenone. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. La prima stagione di Umberto Corradi con la maglia del Lecco è nel 1947-48 in Serie C. L'attaccante rompe il ghiaccio nell'esordio casalingo che avviene il 26 ottobre 47 con la Tiranese, al minuto 82, per sancire il 4-1 definitivo. Nell'anno seguente il Lecco giunge terzo nella promozione interregionale. Corradi firma 9 reti mentre sono 6 nel campionato successivo, chiuso negli spazi da Bomber Capello e da Redaelli, che in coppia superano le 40. Per i blucelesti arriva però il sospirato ritorno in Serie C. Nella terza categoria nazionale, Corradi trova la sua dimensione ideale, vivendo la migliore stagione a livello prolifico nella 51-52 con 13 centri in 31 partite disputate. Non bastano a mantenere la categoria, complice l'ennesima riforma dei campionati che manda i blucelesti in quarta serie per la seconda volta in pochi anni. Nel 52-53 la missione della squadra allenata da Ugo Lamanna diventa necessariamente tornare subito in alto. L'obiettivo viene raggiunto al termine di un girone dominato e grazie agli spareggi della fase finale. Dopo la sconfitta con la Carrarese, l'ultimo treno viene preso al volo proprio grazie alla doppietta di Corradi nel 2-0 sul Pordenone. L'esperienza di Umberto nel Lecco termina nel 1956 con uno score invidiabile di 222 presenze e 65 gol, secondo Bomber all time, alle spalle di Aliverti terzo. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blucelesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Zagai, dalle onde del Mar Adriatico nelle Marche alle rive del Lario, dove si stabilirà al termine della carriera. Sauro Fracassa nasce a Porto San Giorgio nel 1943 ed esordisce in Serie D nelle file della Sangiorgese a fine anni 50. Il Genoa lo acquista e lo gira in prestito all'Anconitana, ma lo riprende nella stagione 1961-62. Fracassa esordisce in Serie B e ottiene la vittoria del campionato. L'anno seguente in Serie C alla Rapallo per poi passare all'Empoli. La sua storia con il Lecco inizia nel 1964. I blucelesti, dopo la retrocessione di 2 anni prima, stanno cercando di risalire dalla Serie B e la frizzante ala destra ha le caratteristiche giuste per movimentare l'attacco con Longoni e Bomber Clerici. La prima annata è nel segno della sfortuna. Sauro recita da protagonista con 35 presenze e 6 gol, ma la promozione viene letteralmente buttata via nelle ultime giornate. La stagione successiva però il Lecco non fallisce l'appuntamento con la Serie A. Per il marchigiano le reti sono 2 in 17 partite disputate. Dalla 66 alla 68 c'è la parentesi del Messina prima del ritorno a Lecco nella 68 per le ultime 4 presenze in bluceleste. Le tappe finali della carriera di Fracassa hanno come scenario Piacenza e Latina. La sua vita proseguirà a Lecco, dove aprirà un negozio e metterà su famiglia fino alla morte avvenuta nel 2000 a causa del morbo di Lou Gehrig. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge.
Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù. 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Siamo di nuovo in diretta per seguire il secondo tempo di questa partita tra Lecco e Pordenone, una partita che non si sblocca, non si è sbloccata, anzi nel corso del primo tempo direi che è stata molto molto bloccata. Fabio, c'è una partita in cui è vero l'atteggiamento difensivo del Pordenone, come diceva Albino, però forse il Lecco qualcosina in più avrebbe dovuto provare a fare. Sì, doveva provare sicuramente, però vediamo adesso nel secondo tempo che secondo me prima o poi
Tutti e due vogliono vincere, secondo me, perché sanno che comunque vincendoti l'altra è come si può dire che la stacchi, e quindi succederanno qualche situazioni che la puoi andare a vincere, e sicuramente. Poi tutte e due il pareggio non dico che sia inutile, ma infatti, cioè non sì, va bene, allontani l'altra, ma tu se pareggi tu 1.0 e adesso d'altronde non è che solo tra loro due, esatto, è che c'è di mezzo le altre due squadre che vanno, perché sia Lecco che Pordenone sono dietro di 3, quindi se le altre due vincono vanno avanti di 3, 5 sì, più o meno 5-6 punti sono tanti. 40 secondi di gioco in questa ripresa, non mi pare di poter dire che ci siano sostituzioni, non ne ho viste, non so mi se pare. Io Lecco ho guardato, per cosa che ho guardato, le 2 punte sono le stesse, per il resto non mi sembra ci siano stati chiamati. No, adesso stavo cercando i risultati. Una partita che insomma è stata anche poco divertente, non è certo una bella partita. Sì, non ci sono state né occasioni, niente di... È un po' come quando si dice le finali di coppe, è difficile che vedi delle belle partite, e qui un po' è una finale, quindi o vedi proprio quella squadra che stradomina, quindi dici vabbè, Posesto che continua a vincere 1-0, vediamo giusto per curiosità se il marcatore è Vaglica, non mi ricordo come si citasse. E niente, guardavo anche se non c'è Riccardino in avanti, in panchina. Pugna. Non c'è? In panchina. No, perché tante volte quest'anno comunque la sta mettendo. Zitto a quei 36 anni, però. Sì. Pordenone che prova a entrare in area, svicola dentro, per fortuna che grande c'è chiusura Lepore. Lepore mi pare, sì, che fa la diagonale, una diagonalona di quelle sul palo dalla parte opposta, è andato in diagonale e ha spinto praticamente, accompagnato la curva del Lecco è impressionante. Tanto tempo che non lo vedo così, cioè bella piena. Sì, oggi tanta roba, davvero. Quantomeno non tanto tempo, ma una sicuramente dell'occasione in più. E angolo proprio dalla sinistra dell'attacco del Pordenone sotto la Nord, palla dentro, sbuca di testa, chi era quello? Battistini ad allontanare, sì, ci prova il Lecco a tenere sulla squadra ma non ci riesce, ma il Pordenone si affida a Festa, dunque Lecco che può cercare quantomeno di rialzare un po' il baricentro. Il Pordenone che diciamo con la presenza più che con le sortite sale, infatti adesso cerca di ancora gestire il pallone con tutta la calma del mondo. Benedetti sulla sinistra, Ieti al centro. Ecco che ormai ha lasciato anche nell'ultima 20 minuti e mezzo del primo tempo ha lasciato completamente il compito di gestire la partita al Pordenone. Non è nato molto perché il Pordenone non spinge, il Lecco non trova spazio in contropiede e tutto. Molto probabilmente sta aspettando quello il Lecco, che li fa giocare per cercare poi una ripartenza, perché vedo che stanno molto lì dietro ad aspettarli. Diciamo che la partita è ricominciata come era finito il primo tempo, uguale, non c'è stata una scossa. Sì, beh, proprio sì, niente di che, proprio probabilmente non so se probabilmente anche tutti e due gli allenatori sono contenti così per il momento, magari aspettano proprio gli ultimi 10 minuti, 4 d'ora per provare a spingere, però qualcosina insomma, no? Devi, diciamo prima, se vuoi vincere vuoi cercare di rimanere lì. Attendiamo anche il dato finale degli spettatori di oggi, però intorno alle 2000 presenze sicuramente dovremmo essere, arriviamo dice più quest'oggi. Che diciamo 2000 di lecchesi. Sì, certo, no, da loro insomma una quarta. Beh, magari sa qualcosina in più. C'è Fausto che forse vuole un aggiornamento. Sì, il Pergolettese che raddoppia contro il Renate 2-0. Ok, 2-0 dunque. Beh, diciamo che il Renate non che oggi fosse decisivo, però ormai ha abbandonato le velleità di primissimi posti. Ecco adesso intercetta, Giudici però è chiuso, bravo, trova una palla alla cieca per Pizarro, poi dentro al servizio per Buso che non riesce ad anticipare Ieti, e poi a Ieti che la appoggia al portiere. Si chiedono
perché era il passaggio di retropassaggio che non lo so, poteva anche starci, fosse cos'è il calcio 2, retropassaggio? Sì, ok, c'era 2. Non ce lo fa rivedere Eleven, avremmo voluto questo sicuramente rivederlo bene. Soprattutto a me adesso, a parte quello, mi piacerebbe rivedere il retropassaggio. Segnato da Feralpi, dice Fausto, sì. Mi piacerebbe rivedere l'imbucata, non ho visto chi era. Perché Buso era... Per Buso? No. Chi era quello in area? No, era Buso che si infilava. Sì, era Buso. La palla non è stata forse. No, perché mi pensavo che Pizzotti è tagliato. Vediamo se ci rivedere. Perché questo è Girelli, poi Giudici. No, è fallo di prima. Perché Giudici dà la palla alla cieca Pinzauti che la serve a qualcun altro che poi fa l'imbucata Giudici allora. No, Giudici era qua. Girelli. Vabbè, comunque bella azione. Diciamo però vedi, si vede proprio che Lecco cerca la ripartenza, è come se si illumina quando può fare la ripartenza. Che loro hanno pochi spazi oggi, concedono veramente poco. Loro dietro sono messi bene, sono chiusi bene. E poi con la Yeti lì si vede che ha giocato in Serie A. Si vede. Quando si dice esperienza, questa è l'esperienza. Sì, che poi sono stati giocatori che magari anche per, diciamo, limiti di liste o rose finiscono poi magari in B o in cima. Comunque sono ottimi giocatori, basta vedere anche noi abbiamo Battistini per esempio, gente come Giudici. Attenzione adesso il cross dentro in area, non ci arriva, forse Palombi ancora. E poi cerca la ripartenza di Giudici, atterrato, c'è il giallo, il primo giallo della partita per Benedetti. Benedetti prima a finire sul taccuino. Sai che fosse Pinato, il direttore di gara. Mi è sembrato vedere un video. Però questo è un fallo brutto, perché poi stava ripartendo. Non si però farli ripartire. Pinato forse, non lo so. No, Pinato. No, 20 è Pinato. Pinato, sì. Pinato. E diciamo, allora, come settimana scorsa, quando era entrato Giudici era cambiato il Lecco, adesso sembra che Giudici si sia un po', diciamo, svegliato, non dico svegliato perché anche nel primo tempo era attivo, però sembra voler mettere un po' più di qualità. Ardizzone di Lara ha fatto i primi 20 minuti, poi è un po' sparito, quindi se Lecco una delle due fonti attive deve averla. Sì, è vero che Giudici al primo tempo dalla sua parte attaccavano tanto, quindi non poteva più di tanto. Infatti andava di più Ardizzone di là. Allora, intanto i nostri amici da casa ci scrivono, allora siamo rimasti un po' indietro, vediamo un po', allora cosa c'era, chi entra o esce bisogna vincere, ci vuole Tordini, sono d'accordo anche io, metterei dentro a questo punto. Ci vuole un bel rigore, ma il problema è che non ti fanno arrivare in area, attaccare e segnare. Aspettiamo, per rigore bisogna anche segnarli. Aspettiamo, giochiamo in casa uguali che affrontiamo come dice Foschi. Cosa stai, scusa? Perché domenica ci vuole il rigore, l'hanno dato, ma bisogna anche segnarli dopo il rigore. Perché tante volte mi trovo come quando attenzione, conclusione, quei pugni Melgrati sembrava una conclusione come nel primo tempo la punizione del Lecco, che appena uscita dai piedi dici niente di che, invece poi ha preso velocità. Ma secondo me sembra così tanto un tiro imprevedibile, perché i portieri hanno sto sole in faccia, è come se fanno sempre il passettino dopo, arrivano come dopo, allora sembra che fanno quel tirone che invece c'è quel sole lì che mi ricordo anche quando giocavo dà veramente fastidio, anzi più passano i minuti poi più scende e quindi dà proprio fastidio. Entra Tordini, l'abbiamo chiamato, esce Buso. Ovviamente come sapete Foschi ci ascolta col walkie-talkie. Sì, abbiamo l'auricolare. Fuori Buso, dentro Tordini, era abbastanza scontato, ci prendiamo un piccolo break. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it.
ma quando ce l'avevi cambia. Allora, quando stai pareggiando, magari quando ce l'avevi calava un po' il tifo, cazzo, ti sentivi che sta succedendo. Allora, intanto noi parliamo di tifo di vario, che può comunque aiutare durante le partite o condizionare le partite. È una partita questa che continua a essere su livelli sonnolenti, diciamo così. Perché Lecco ha provato con l'Empoli un paio di volte, ha provato la ripartenza, ma l'Empoli si è quasi messo in surplus, è rimasto lì fermo sulla linea di metacampo a aspettare un attimo i suoi. Vedi, guarda Lecco, quando può ripartire va. Tordini bene, l'apertura un po' lunga. È entrato Tordini per Buso, vediamo se dà la scorsa. Fa Giudici e si prende la rimessa laterale. No, non se la prende. Prende il fallo neanche, però partono male loro. Sì, anche loro continuano. Zuccon parla per Addizione, Lepore, Lecco forse sta provando a spingere, dicevi giusto Fabio? Dai ragazzi, che bisogna riaccenderci un pochino qua. Sta vedendo qualche spazio, allora sta provando a... Sì, ma vedi, costretti a tornare indietro, in giro palla tra i difensori. Beh, però intanto iniziamo a riprendere noi. Ci vuole un episodio, altrimenti questo è uno 0-0. Tordini, guardalo però dove si mette. Lì, dai la palla a Tordini. Dagli lo scarico a Tordini e invece c'è la punizione, bella, brava Addizione. Ardizzone, tante cose utili nella sua partita oggi. Sta facendo una buona partita. Sta facendo l'Ilari dalle giornate. Prima Burrai che è andato al tiro da fuori, quel tiro che abbiamo detto lento, ma come diceva giustamente Fabio, forse col sole a dar fastidio a Melgrati. Da fastidio. Sono quasi dubbioso su chi togliere per far entrare Ilario, mercoledì. Per far entrare? Se Ilario rientrerà mercoledì, forse Addizione perché non può reggere subito al rientro 2 partite in fila, però Lecco conferma come gli ultimi 2 o 3 anni ottimi centrocampi il Lecco. Cioè è difficile dire un Lecco con un centrocampo, stavamo parlando prima dei tempi di Fabio, Baldo, Bonocunto, Vignati, Mauri. È difficile un Lecco con il centrocampo brutto, sinceramente, sai che... No, sono sempre stati magari andando ancora prima, insomma, i vari Corrent, poi per Corrent che adesso è in giro a allenare nelle nostre zone. Sì. Punizione adesso ci sono Lepore e Addizione stesso, va Lepore, vediamo. Bella. Gran parata di festa. Forse poi si parla veramente poco del centrocampo, ma è fondamentale il centrocampo. C'è un aggiornamento, scusa Fabio? Sì, il Virtus Verona che ha ribaltato il punteggio con San Giuliano. Virtus Verona 2, San Giuliano 1. Vantaggio della Virtus Verona dunque. Le uniche occasioni sono arrivate da calcio piazzato fondamentalmente in questa punizione. Giudici, molto probabilmente la puoi sbloccare così la partita. Sì. Tiraccio, quindi Lepore ancora. Ribattuto dalla schiena. Molto probabilmente la puoi sbloccare da un calcio da fermo, da una punizione, un calcio d'angolo. Vediamo se avevi ragione con Battistini, il calcio d'angolo sarebbe perfetto se deve segnare lui. Bravo Zuccon, non bravissimo però perché serve palla all'avversario dopo aver intercettata e la battuta alta sopra la traversa. Chi è andato a tirare? Penso Zammarini, però da zona quella non so, poi la direzione è sembrato un po' un tiraccio. Parlotta. Cosa parla? No, parlottano tutti del fallo precedente del colpo di mano. Qua. No, forse qua rivediamo la punizione di Lepore. No, penso sia un quotato a centrocampo. Sai che però è stato costretto a un bel intervento. È sulla... È un po' centrale, peccato per quello. No, è ancora un po' la palla a cadere come. No, loro si lamentavano a centrocampo, quando è ripartita l'azione c'è stato forse un colpo di mano. Sì. Su Giudici infatti partita però molto corretta, mi pare di poter dire, lo testimonia il solo cartellino giallo fino adesso che ha tirato fuori Cavaliere. Beh, con l'Eco è difficile. Se vogliono stare lì tutte e due le squadre, come se non vogliono andare a rischiare e quindi stanno lì. Stefano sottolinea una cosa interessante, ti volevo chiedere Fabio per la tua esperienza da giocatore. È una squadra molto corretta e l'Eco gli manca forse un pochino di quella cattiveria agonistica che in tante situazioni può essere utile. Certo, infatti si vede gli manca, ma secondo me lo sai, il motivo principale che ti può mancare una cosa del genere è quando mancano i giocatori di esperienza, che sono quelli che hanno più carisma, hanno più... E il giovane poi va dietro
al giocatore di esperienza, per quello che manca un po' la partita maschia, come sai si cosa? dice. È vero quello che dici, ci sono giocatori magari di esperienza, però per esempio prendo uno su tutti i giudici, ma forse non è la sua caratteristica, non è la sua esempio, Battistini nemmeno, non sono un difensore molto pulito. L'unico secondo me è un po' Ilari che ha quella. Bravo, l'unico è Ilari, infatti quando c'è Ilari trascina un po' di più da quel punto di vista caratteriale. Se no? vedi se hai già 1 o 2 giocatori così, io ad esempio quando giocavo io avevo Baldo che era così, era proprio Baldo era bello, era tosto, cioè non scorretto ma era bello cattivo, era proprio Vignali, Incagnazzi, tutti i giocatori che poi ti portano dietro. Ricci in angolo, cioè, e poi dici cavolo, è stata una partita maschia, sì, perché dei giocatori così sono giocatori che veramente Vignali in angolo dopo la punizione dalla 3/4 si portano dietro tutti, tutta la squadra poi va dietro perché comunque adesso c'è calcio d'angolo dalla sinistra, sempre il capitano Burlai che batte, e Ryan Ricci che ha alzato sopra attraverso il cross dalla destra del Pordenone. Adesso questo calcio d'angolo, la battuta secondo palo, cioè forse chi è quello? Calcio d'angolo, è intervenuto proprio un giocatore del Ardizzone, ma come giallo? Là c'è proteste, lamentando. Proteste, sì. No, pensavo fallo di mano, scusa, mi sono spaventato. No, perché per Ardizzone è finito a terra. Indicare il dischetto. Nel finire a terra ha toccato il pallone e lui lamenta di essere stato trascinato a terra. Però vabbè. Giallo per Ardizzone. Beh, questo arbitro l'ha ben detto, il Cavaliere fischia poco. Ce n'è. Calcio d'angolo là per il Pordenone. Dalla destra. Che sta prendendo fiducia, 61esimo. Beh, però è che è stato come il primo tempo, una fase prima del Lecco, adesso sta tornando su il Pordenone. Inquadratura stretta, troppo stretta, adesso riallarga di Leven. Palla messa fuori, alta sopra attraversa, una palla impossibile. Battuta da Burrai, battuto da Burrai il corner. Niente di... Piccola pausa per noi. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Con tutto deve stare attento Ardizzone, qua già Monito va a commettere fallo a centrocampo, anche da dietro, sì, ha rischiato tantissimo. Ma più che altro perché è quasi un fallo di non ci sono arrivato, di cui lui bravissimo. Qui chi è? Ricci che con la spalla, col corpo, col fisico sposta Dubiskas che stava per andare in porta. Bravo Enrici, tanta sostanza anche in questa sua partita. Sì, è già la seconda o terza intervento importante di dietro. Giocatore che nel corso delle settimane ha preso tanta fiducia, quest'anno è cresciuto parecchio. C'è Galli in panchina. Stavo guardando perché sembra che Ardizzone adesso stia facendo fatica ad arrivare prima sul pallone. Non ha sicuramente il ritmo partita perché manca da 2 mesi quasi, non da gennaio. Infatti rischi che ti fa qualche che va fuori. Grande ancora Enrici a recuperare il pallone, poi non prende il fallo. Che ma comunque adesso da tanto che non fa una partita la lucidità inizia a mancare, già Munito. Da stare veramente attenti, attenzione. E poi magari puoi, diciamo, attenzione adesso un Pordenone dalla destra dentro, mette fuori l'Epore. Dai che possiamo ripartire, non spararla avanti così alla cieca. E però sbaglia Ieti, vediamo se Lecco riesce a salire. No, è le 2 punte non la stanno mai beccando, Lecco che ha vinto 11 delle 15 vittorie, cioè ha ottenuto 11 delle 15 vittorie stagionali in casa. Il Pordenone 7 su 13 invece in trasferta, molto più equilibrato rispetto al Lecco nell'andamento, la squadra friulana. 7 su 13 reti su palla inattiva, tra l'altro 19 loro, il 40% delle reti su palla. Gira bravo Giudici, però serve palla Benedetti che va al cross, allora secondo palo Battistini allontana solo per un attimo Bruscagini il cross, Lepore col corpo ribatte, poi cerca di evitare bravo Lepore l'angolo, infatti no, fuori, fallo di fondo per noi.
bravo Lepore che si è messo in marcatura e non ha lasciato il cross, cioè ha lasciato il cross ma sul fondo. No, è complicata perché secondo me la posizione, perché magari mettendo Galli metti Zuccon in mezzala e lo lasci un po' più libero di andare in avanti, di buttarsi in avanti, che lui è anche bravo in quello, mentre adesso magari la posizione è un po' più limitata perché appunto un po' più affaticata, e poi questo giallo che in copertura lo potrebbe limitarlo un po'. Stanno provando a mettere tanti palloni loro in area adesso per cercare. Adesso dialogano bene. Qui c'è clamorosamente una simulazione di Bucher. Ha rischiato anche qua. E protesta anche Pordenone. Rapinato forse più che Bucher. Sì. Non ho visto chi era stato a commettere fa Battistini? Ma non c'era nessun fallo. Cioè no, nel senso un possibile fallo. Forse Battistini, sì. Qui proprio posizione centrale stava puntando alla porta. Si è buttato lanciandosi e si è lamentato, quindi era tutto. Se non fischi fallo qui è giallo, perché se non hai fischiato il fallo e il giocatore sull'altro si lamenta così e si è buttato, vabbè. Tanto bello il lancio su Girelli, Girelli, non è Girelli, gancia bene, appoggia Lepore che pensa al cross ribattuto, non si vede bene la palla con il sole, palla al centro, Zeliak che anticipa, se la agganciare, Pinzauti, Zeliak che si propone come incursore per una volta centralmente, Burrai che tocca la palla e la devia verso Festa mentre c'era Pinzauti in zona, peccato. 66esimo, piccolo lampo del Lecco che prova a rianimarsi in una partita che scrive giusto, dai, sì, perché in pari non serve una pippa, dice Walter, siamo d'accordo, non serve né a noi né a loro. Di più loro ci stanno iniziando a provare, infatti, esatto, hanno aumentato un po' i giri. Oggi un Lecco veramente troppo spento, non so se sono ancora le scorie della brutta sconfitta con Trentaia. Non c'è fallo, palla dentro, palla sul secondo palo, miracolo di Belgrati, mamma mia. Vediamo se si piglia una sveglia qua, perché c'è rimessa laterale per il Pordenone. Allora rivediamo, scivola, giocatore Lecco Enrici, purtroppo sfortunato, diciamo più che scivola è stato spinto, però poi dopo c'è l'occasionisima su, non ho visto su chi è stata la parata, Palombi, l'ultimo tiro di Palombi, adesso esce penso Pinato o Gucar, non ho entra visto. Bonino anche, entra Bonino, sì, entra Piscopo per loro e Lacti, esce Pinzauti per Bonino e Lacti per immagino Rizzone, perché a questo punto credo di sì. Vediamo suspense fino alla fine. Però io adesso forse non vedo Tordini più o meno che come caratteristiche è più o meno un giocatore come me, no? Piccolini, bimbilini. Queste situazioni qua io lo metterei lì esterno a cercare di puntare tutto il tempo il loro terzino, perché sono troppo chiuse le due squadre, lì in mezzo rischia di non prendere quasi mai palla. Sì, tu dici è uscito Pinzauti, scusa, Pinzauti e Rizzone, potresti mettere Giudici e Tordini ai lati e in mezzo Pinzauti, fare così, ma anche vuoi tenere la stessa formazione così, però Tordini mettilo in una parte, là su un terzino, e di cercare la ripartenza pescando sempre magari fare tutto il tempo così adesso, e provi cercare l'uno contro, perché lì sono due squadre molto chiuse, rischi che fa fatica a prendere palla, assolutamente, anche per caratteristiche. Sono d'accordo. 68esimo, ci vediamo un piccolo break e torniamo subito. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Tutto a fare poco. Entriamo, Foschi si mangia le unghie. Direi che si mangia le mani perché no,
Sui Germani no, però è una partita chiusa, non ci diciamo sono state che occasioni. Però il Pordenone dai Tordini, sono 4 contro. Dopo che l'Acti di schiena è riuscito a servirlo, Lepore bello, il pallone dentro, Bonino di testa sul fondo. Bella però questa occasione del Lecco, questa azione del Lecco. Sì. Lepore stavolta l'ha messa bene, Bonino leggermente sotto. Una delle poche volte che loro si fanno trovare, non dico scoperti perché comunque erano 4-5, però un po' meno. Era buona perché Tordini era dentro a fare presenza anche lui. E quindi Bonino sul secondo palo ha avuto un po' più di spazio, però quantomeno ci siamo un po' svegliati. Giudici, non perderla, perde palla sulla linea laterale, poi va giù l'avversario che è l'ultimo entrato Piscopo, ma non c'è fallo. Bene per il Lecco che riparte con Battistini lunga. L'Acti, bravo, no, Zuccon, perché non la prendi? Zuccon manca il pallone, dunque ancora Pordenone che avanza, cerca di avanzare sulla destra, gira questo, Zuccon, Battistini, senza 13. Sì, Battistini però non ha monito, minchia, scusate, ci stava. Anche ragazzi. Continuiamo a rischiare anche prima che uscisse Ardizzone, anche in questo caso è un calcio di punizione per il Pordenone che dalla destra ora al 71esimo potrà scodellare un altro pallone in mezzo all'area. Sempre Burrai dentro il campanile del Pordenone, quindi sul fondo, sì, ok. Colpo di testa che finisce direttamente in curva nord, segnali di accensione un po' della partita negli ultimi minuti, quantomeno. Diciamo che loro ci stanno provando e noi qualche spazietto lo troviamo. Danilo che interpreta così le partite della Pro Sesto, bravi a segnare sempre il golletto e poi a difendere, a gestire, difficilmente si fanno recuperare, effettivamente sì, di corto muso come dice il signore che siede sulla panchina della Juventus. È vero, buon per loro che riescono sempre a sbloccarle, infatti non è così semplice comunque che riesci sempre a sbloccarla. Però anche la Feralpi l'1-0 poi difficile. Ma adesso le partite appena puoi sbloccarla, che la sblocchi cioè cerchi di. In questo momento Feralpi Pro Sesto diventa quasi un duello a due con 5 punti di vantaggio, salvo che il Lecco poi mercoledì non fermi la Feralpi nello scontro diretto, però vediamo a vedere con chi gioca la Pro Sesto nel prossimo. Sì, la Feralpi oggi è proprio determinante vincere per loro. Giudici oggi un po' pannato, Sì, non è stato il miglior giudice oggi. È un peccato perché lui è un fattore molto importante per noi. Aveva fatto un paio Girelli di parte ma Girelli per via centrali non devi troppo solo. Ecco. Ma Bonino, solo. C'era Bonino che tagliava, dagliela. Allora mercoledì il Pordenone giocherà in casa col Piacenza, la Pro Sesto va a Padova. Padova però è lì un po'. Sì, è l'ultimo posto playoff, non so quanto gliene freghi francamente. Da decima. È comunque Padova, dai. No, è Padova, però sai, quando vai ai playoff da decima, Attenzione Pordenone. Non è il Padova della poi ripeto, noi come sempre guardiamo le altre partite, ma dobbiamo vincere la nostra e basta. No, lo so, ma oggi è una partita è brutto, ma se così prima o poi devi guardare anche le altre. Devi sperare che poi devi vincere la tua intanto. Burrai anche perché vincendo in questo momento diventi terza, staccando Pordenone e Vicenza, quindi vai a 3-4 punti. Adesso Benedetti sul punto di battuta, però attenzione perché c'è l'angolo per loro, hanno cambiato il battitore, secondo palo, ha provato la frustata ma manca il pallone, il giocatore del Pordenone, poi la conclusione di battuta, dai, no, non ci arriva. Chi era lì? Attenzione, si sbracciano, cioè correndo si intrecciano, cade il giocatore del Pordenone, l'Acti si lamenta, si danno un po' fastidio correndo. La partita le squadre si stanno allungando, infatti magari è che noi non riusciamo a fare una ripartenza che una degna del nome del Lecco che riparte. Bonino. È Bonino. Aieti, qui Bonino arriva per Aieti che ci ha girato intorno un po'. Aieti c'è Brazzo. Bonino
grande Bonino, che lascia piantato sul posto. Se guardi, anche se passava, sì, no, non c'è erano solo in due. Bonino Tordini, difficile però attaccando con due uomini da metà campo, con 40 metri di campo da fare abbondanti, anche 50, andare a dar fastidio a una difesa sempre molto molto bene abbottonata, quella del Pordenone. Palla su Bonino che viene anticipato. Ecco che bravo, proviamo a riconquistare palla. Battistini a riconquistare palla, Bonino, posizione di regista offensivo, e non c'è nessuno. Poco movimento senza palla dentro per Tordini che aggancia, no! Calcio d'angolo. Come no? Cos'è? Fuori gioco? Perché? Fallo contro. Come ha fatto a far fallo? Andiamo. Quando guarda qua. Come se l'ha tirato giù. Non lo so. Ha incrociato e... Vabbè, ci vediamo un break, questa non era molto chiara. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Sì, ma che buco, ragazzi. Ci ha provato il Pordenone, bravo qui a chiudere. Zeliak sulla linea di fondo, calcio d'angolo ancora per i friulani, 76 minuti. La diagonale sul primo palo, è andato in chiusura, ma che buco sulla sinistra. Allora, loro portano, vedi, interessante vedere quanti uomini portano davanti, perché ce ne sono in area 1, 2, 3, 4, 5, quindi dietro ne rimangono almeno 4, ecco perché non riusciamo a ripartire. Entra Negro ed esce 21, Guger forse. Sì, forse Guger. O Zammarini, no, 33 mi pare, o Zammarini o Pirello, perché era un 3, era il primo numero. Vabbè, fatto sta che entra Negro, vediamo, va subito a piazzarsi al limite dell'area, altro cambio, il numero 9, quindi Magnaghi. Pongo un attaccante, Magnaghi. Però non esce nessuno. Non un uomo in più. Allora, vediamo adesso l'area. Alto sopra la alto, Magnaghi proprio. Forse di quello proprio Magnaghi. No, forse Lubiskis. Ah, che bella la curva nord oggi, quelle bandiere, canti, dei supporter blu celesti. Allora, rivediamo, sì, forse va a colpire proprio Magnaghi, il nuovo entrato. Dai ragazzi. Non trova assolutamente però la coordinazione necessaria per creare problemi a Melgrati, palla che finisce in curva. 77esimo, ma proprio il portiere blu celeste al rinvio. Dai ragazzi, bisogna scuotersi un po', troppa lentezza, troppo... Non voglio dire che è come se oggi si giocasse per il pareggio, però... Sembra, sì, sembra una partita che tutte e due va bene il pareggio. Il problema è che non va bene il pareggio. No, il pareggio inizia a farti scivolare in quelle posizioni in cui poi dopo è un rischio un attimo perderti. Poi dipende in un campionato così, due pareggi di fila, dopo questa se pareggi anche questa o la perdi e diventa un campionato scialbo. Cioè, la cosa incredibile è questa. È proprio così. Fino adesso alla grande può girare in un attimo. C'è quello che non riesco a capire, però aspetta, vediamo l'esito. Tanto c'è un aggiornamento, Fausto. Il Padova che si è portato in vantaggio sull'Arzignano 1-0. Padova in vantaggio. Vediamo il Lecco che dice adesso con Bonino liberare, no? Non ci Padova riesce. che in vantaggio se contro chi è che è? Prosesto mercoledì con Prosesto. Vince d'Arzignano, quindi 1-0. Vediamo un po'. Dicevi stai prima? No, sto seguendo un attimo Tordini. Non riesce a tenere palla Tordini da quando è entrato in campo. No, è che io li vedo proprio, diciamo tra virgolette, spenti, mentre il Pordenone è comunque macchinoso, ma li vedo che vogliono provarci. Sì, vogliono. Cioè quello che mi chiede Fabio, ma è possibile che sono cioè che non riesci anche volendola vincere a tutti i costi, non riesci a scaricare del tutto la voglia in campo? Cioè, no, la voglia non credo, di più che vedi che l'altra è comunque una squadra che non ti fa non ti fa scaricare, diciamo. Il giudice di turno che non mi si accende,
secondo me perché è molto bloccato anche. Loro lo sanno che era comunque una fascia buona e lo tengono lì. Tanto 2-2 tra Piacenza e Mantova. O poi è facile che anche il mister gli ha detto di spingere meno oggi, Ci stanno anche quelle cose che ma anche nella gestione, perché mercoledì c'è, però insomma 2 partite così devi, oppure il mio non ho mai giocato, non ho mai allenato, però dico devi dare alla morte tutte queste 2 partite. Sì, no, può essere anche quello, però c'è anche ad esempio il mister che ti dice quella partita lì, guarda che è dalla tua parte, cioè quello più bravo della squadra, quindi spingi meno, stai più lì e facciamo spingere di più dall'altra parte, e allora sembra che tu fai una partita che è nulla, diciamo, però, invece e sono delle richieste che vengono fatte. Però io quello che vedo è che l'Empoli, con tutto che anche lui è bloccato, ma lo vedi che appena il pallone subito vuole fare qualcosa. Poi no, loro veramente sembrano spenti, come tante volte abbiamo visto questa stagione. Forse perché ma come c'hai lì la Serie B lì e lì guarda quanti errori. Cioè guarda, qua cosa c'è per un gioco? Fallo. È dato il fallo. Cioè quello che quello che non capisco è se comunque tu sei, magari sei talmente carico che giri a vuoto, nel senso, perché è sembrato il Lecco spesso volentieri quest'anno girare, non dico a vuoto, ma quasi scarico, quando invece hai lì l'obiettivo della vita, non forse della vita, ma quasi. È vero che qua, sì, se non è della vita ci manca proprio poco. Forse è anche vero che cioè qua niente. Non trovano spazi, quindi magari un pochino scende la motivazione. Però cioè anche scusa, c'è un aggiornamento di Fausto. Terzo gol della Pergolettese con Renate, 3-0. Ok, quindi terzo gol della Pergolettese. Cioè, ecco, quest'anno tante partite le abbiamo viste sulla tre quarti, pressione continua, asfissiante. Oggi neanche adesso che ci serve, guarda Girelli, è l'unico, vedi, ma è l'unico, portare una pressione nessuno che lo tutti sì, nessuno li va dietro. Cioè quello che voglio capire è se non è una questione di volerlo o non volerlo, ma probabilmente non ce la fanno. Quello lì è da capire. Diciamo che è una partita questa che per non ce la fanno, non credo, dai, sei in casa, ti stai giocando la Serie B. Appunto col pubblico così. No, mi fa strano dire, cioè non ce la fai, anche se sei scarico, che non hai energie, ma ti vengono. Infatti no, ti non puoi non averle oggi, veramente è impossibile. Però veramente stiamo assistendo a una versione oggi il Lecco ha giocato, il Lecco da trasferta oggi non ha giocato praticamente. Questo dimostra, domandami anche un po' provocatoria, un deficit di personalità comunque di questa squadra. Dicevi il primo tempo attenzione, che rischio di Battistini, poi serve comunque la palla al Pordenone che fa una conclusione che Melgrati forse soffia fuori perché ha girato verso l'esterno, ma non è andata. Il mancino gira verso l'incrocio dei pali e esce. Guarda che non è andata. No. Comunque sì, ma gli manca quelli lì che, come per dire un Girelli come ha fatto adesso. Però Girelli è giovane. Però è giovane, ecco, non dà quell'input. E lì se lo faceva è uno da solo di là. Se una cosa del genere comincia a fare uno di esperienza, se la tira dietro la squadra. Ma prima dicevamo anche con le parole, anche con perché prima tu dicevi del centrocampo. I tre di centrocampo sono tutti. Lacti non so, è un over o l'under, ma di poco, è un 2000 anche lui. Cioè il fatto anche magari di avere il centrocampo tutto giovane fa tanto. Ci vediamo un piccolo break, poi seguiamo questo finale di partita, dai. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. C'aveva perché io mi ricordo c'era Vignali che era più Vignali era più tanto siamo sì. Ma
aveva meno, cioè era più cattivo nell'Inter, ma non nella carica, mentre Baldo era più... Tanto stavamo parlando dei tempi di Fabio, che manca qualcuno adesso per farvi capire che magari come Baldo possa dare la scossa in campo. Quel genere di giocatori lì, sì. Che quando Baldo apriva bocca e correvi, perché quelli che ti danno carisma, ti danno. Tanto Fausto qui c'è una trattenuta netta su Bunino. Bunino è uno dei pochi che invece un po' di carica ce la sta mettendo. Fausto? Sì, c'è il vantaggio del Novara sulla Juventus, Next Generation, e poi c'è ancora il Piacenza che va in vantaggio sul Novara 3-2. Partita pirotecnica quella del Garilli tra Piacenza e Novara. 85esimo, dai ragazzi, regalateci una gioia questi ultimi 5 minuti, quantomeno provateci. C'è quest'anno che è tutto un vorrei ma non posso, non so dire. Posso dire, magari hai davanti una squadra da Serie B e noi siamo una da salvezza e i limiti questi sono, quindi secondo me sì, ti sei trovato in una dimensione comunque più grande della tua, ci provi, ci hai provato, ci stai provando giustamente, però ogni tanto emergono queste infatti l'unica cosa è che mi manca il carattere, cioè sei scarso, va bene, ma butta il cuore oltre l'ostacolo, non lo so qua non stanno buttando niente oggi comunque, cioè per esempio il cuore non ma sembra di poter dire che non si stia buttando, probabilmente va bene il pareggio, stupido, la Roma di Mourinho quando perde 2-0 ma mette dentro 12 attaccanti e si butta tutto nella difesa avversaria, che chi si è visto. Oggi non è determinante per la promozione, dice Danilo, però non so, oggi è decisiva. Così, dai Tordini, dai che andiamo via, dai, no, un 3 contro 5, un 2 contro 5 sempre fisso. Comunque è incredibile, non si sono mai sbilanciati in tutta la partita, loro proprio, e noi non abbiamo mai accompagnato. Il pari può andare bene, ci giochiamo tutto mercoledì a fine campionato. Antonio, io vorrei condividere il vostro positivismo, non ce la faccio in questo momento perché mi sembra che davanti hanno un ritmo diverso. È come posso dirti, il paragone che si fa quando si dice tieni in panchina quello forte al massimo lo fai entrare dopo, no, io intanto vinco 4-0 e poi lo tolgo. Qui guardi davanti al naso, dice Walter, vinci attenzione, la conclusione ribattuta da Battistini, palla che rimane lì, che effetto che ha preso, riesci in qualche maniera a liberare. Guarda che qua, guarda quanti giocatori del Lecco ci sono e la palla la va avanti a prendere il Pordenone, cioè non è normale. Oggi non abbiamo vinto neanche una seconda palla, niente, ancora palla dentro. E poi lasciala andare, ma chiamagliela, Melgrati qua la devi chiamare però concediamo un corner ingenuissimo, chi è stato? Lepore, solo era da solo, attenzione qua, siamo all'87esimo e Walter scrive con la B davanti al naso devi mangiare il terreno già Foschi che ha detto domani non si va in B, non mi è piaciuta, anche sono d'accordo, ma infatti è come quando a ottobre-novembre io dicevo no, dobbiamo pensare alla Serie B e tutti pensano alla salvezza, palla dentro, stacca, non so chi. Anche loro non affondano in queste situazioni. Cioè, a 3 minuti dalla fine devi provare a ripartire subito, dar velocità. Invece no, stai giocando per il pareggio, ragazzi. Ci fermiamo. E l'Ecco di quest'anno è così. Quello che dicevamo adesso palla lunga e c'è il mancanza di carattere. Intanto il gioco rimane a terra, colpo in testa per Purrai. No, vabbè, ha guardato l'arbitro dove era e poi si è rimesso una sceneggiata di Burrai degna dei peggiori. Però vedi loro, adesso va avanti a fare cambi, va avanti a mettere nello scontro, però gente offensiva, va avanti a mettere. Però loro sono anche che è un bel giocatore, sono convalescenti. C'è il pareggio del Trento 1-1. Eccolo il Trento che la piazza. E noi fai una cosa da Trento. E chi la prende in quel posto oggi? Se davanti rallentano noi. Perché perdiamo oggi non è un punto guadagnato, sono 2 persi. C'è la Feralpi che vince sempre, però Feralpi viene mercoledì. Ma vincendo oggi la Feralpi vinceva, tu andavi e la riprendevi. Fuori hanno spento giudici per Zambataro. Invece così, se tu oggi pareggi, la Feralpi vince mercoledì, la Feralpi può pareggiare, anche la possesso l'ha staccata. Tra l'altro invece Feralpi che ha subito 17 gol nel campionato. Sì, beh, no, nel senso, però dico una difesa che io ripeto, tatticamente oggi era da vincere e mercoledì punta dal pareggio, perché poi mercoledì e poi avresti avuto ancora sabato e domenica, tanto Zambataro che inciampa sul pallone. La prima palla che tocca Zambataro è un'inciampata. Ma lo sai che il Pordenone comunque adesso che si vince oggi, quello che il Pordenone si vince va a 55, stacca il Lecco che rimane a 51, si fa già una frattura in classifica. 54. Lo stesso se vincesse il Lecco.
Pordenone va 50. Pordenone non è neanche fino al Pissalò il mercoledì, quindi già... Però ecco, se c'è una squadra che sta provando a vincere adesso è Pordenone. Migliore in campo dell'Ecco Girelli, perché si vede anche dai cambi che vuole vincere. Sì. Adesso ha messo dentro un altro offensivo. Noi alla fine hai fatto ruolo per ruolo, non hai intenzione di andare a mettere qualcosa in più per provare a vincere. Hai fatto solo ruolo per ruolo. Ha finito gli slot, giusto? Chi? Pordenone? Noi. Perché ha fatto i due attaccanti, sì, ha fatto Lacti e ha fatto adesso Zambataro. Quindi diciamo basta. Per esempio avevi però ruolo per ruolo. Sì, non hai hai Scapuzzi, allora, hai Lepore e Giudici che giudici una storia, piuttosto che metti Lepore a destra, metti magari Scapuzzi di là e ci provi. È che però Scapuzzi è un po' uscito dalle... però l'ha messo anche domenica con il Trento e... non ha toccato un pallone. 3 minuti di recupero. Ma io ti dico, adesso come adesso io firmo per il pareggio. Oppure dai Tordini, dai, vai, no, inciampa sul pallone un po' e poi da riesce a Zambataro, cross che passa, Tordini a terra, giallo, simulazione. No. Ma come giallo per Tordini? Oh mamma non mia. protesta. Cioè non mi sembra che ha fatto simulazione, piuttosto non dare niente e basta. No, va a cercare il contatto. Però non lo so. Basta. È stato è stato lui che è andato a mettere la gamba. Ha messo la gamba, ha alzato la gamba, ha cercato il contatto. Vabbè. Sì, diciamo, fa pari un po' con quello del primo tempo di chi non mi ricordo più chi era. Comunque per un minuto se n'è andato, vabbè, non è successo niente di... Poteva essere una buona occasione questa. Invece di pensare a prendersi un fallo, possibile rigore, magari provavi a gestirla meglio. Che Bonino, poverino, cioè, ha provato anche a gestire bene un paio di palloni, ma non gliene è arrivata una buona come da attaccante, diciamo. Allora, Walter dice: il campionato si decide se vinci gli scontri diretti. Sono due diverse visioni. Antonio, meglio un punto oggi che nulla. Allora, chiaro, però il Pordenone, almeno fino a questo punto, adesso seguiamo, non è che abbia fatto poi molto in più per provare a vincerla rispetto all'Ecco. È una partita proprio da pareggio che si capiva dall'inizio della partita. Il punto è che però loro, diciamo, non ci sono riusciti, però ci hanno provato. Noi non ci abbiamo neanche provato. Sì. Qualcosina in più forse l'hanno fatto loro, ma loro combattono, a parte che adesso stiamo combattendo anche noi perché un minuto d'azione a Magnaghi. Siamo spiazzati un po' adesso, occhio. Attenzione. Limite dell'area, lo scambio, Zeliak, partita ottima anche del numero 2 Bluceleste oggi. Intanto c'è il 2-0 del Feralpi. 2-0 Feralpi che ormai ha messo in cassaforte la vittoria e il primato dopo Feralpi che mercoledì può tranquillamente venire a giocarsi il pareggio qua, e anche in caso di una sconfitta resterebbe comunque davanti. Esatto. Quindi... proprio perché oggi noi non vinciamo. Allora il campionato, diceva Walter, si decide se vinci gli scontri diretti. Io sono d'accordo, in un campionato così equilibrato, salva quasi sulla linea Enrici. Poi ancora la conclusione e Malgrati fuori gioco dopo. Beh, qui non può lamentarsi adesso Magnaghi, però c'è stata l'occasione precedente, si sono forse ostacolati loro due. No, ma devono farci vedere. Qua sì. Si sono quasi ostacolati. Salvato Battistini sulla linea. Sì, diciamo che è stato più forse l'importante Zeliak che ha disturbato i due, che a loro volta poi si sono disturbati, che non... Però ecco, ti dico, come col Trento all'andata, quando eravamo primi, finita, e andammo a perdere col Trento. Finisce 0-0. Poi vai a dire al pubblico: no, venite allo stadio perché ci giochiamo la B, e poi fai queste partite. Cioè dovresti caricare ancora di più la partita. Questo qui è proprio Feralpi Salò perfetta, proprio quello che voleva. Sì, per gli avversari è perfetto questo, anche per il Pordenone, ma anche per il Pordenone va benissimo. Tanto Fausto ha un aggiornamento? No. Cioè, oggi l'unica che ci perde oggi è l'Ecco. Giochi in casa con una squadra che ha appena cambiato allenatore. Cioè, non so. È dura adesso, andare a pensare di vincere il campionato è dura. O fanno un passi falsi Pordenone, Feralpi Salò, se no
Ma sai cosa? La mia paura è che il campionato probabilmente rischi di non vincere se non batti la Feralpi mercoledì, a maggior ragione, rischi non solo di non arrivare neanche secondo o terzo, ma di essere fagocitato da quelle dietro, che poi playoff, o ci vai da secondo ai playoff o terzo massimo, ma se no non vuol dire niente. Ma non andiamo neanche a giocare i playoff. Molli. No, ma non mi interessa, sinceramente andiamo e usciamo al primo turno come al solito. Però Stefano, c'è il Vicenza dietro di noi a 50. Ma poi dopo un attimo però Renate a 45, le altre sono a 43, 42. Sì, allora Vicenza ci può arrivare, che comunque arrivi quinto, se arrivi quinto, abbiamo visto gli anni scorsi da sesti, vabbè, ok, ma i playoff sono difficilissimi, anche perché il livello è basso di questo girone. Poi è vero che in Coppa Italia sono arrivate in fondo 2 del girone A, va bene, ma con girone B, girone C, cioè poi devi andare a giocarti in trasferta, è infattibile il playoff, diciamo, lo sappiamo. È dura. Cos'è che aveva dichiarato ieri Foschi? Domani non si decide la B. Si decide la B. Però molto probabilmente si vede anche come ha giocato il Lecco, che gli andava bene comunque anche il pareggio, cioè l'importante secondo me nella testa era di non perdere per loro, parlando della squadra, dell'allenatore, di tutti, era non dobbiamo perdere. Tanto a breve probabilmente Fausto ci connette con Albino, vediamo. Cioè adesso tu su 21 punti devi recuperargliene 5. No, poi dallo squadre prima in classifica. Qua guarda, quello di prima, vedi, svirgola. Sì. Albino, eccoti, mi senti? Sì, ciao Stefano. Ciao, allora Lecco e Pordenone non si fanno male alla fine, un punto, c'è diciamo una diatriba, non tanto qua in studio siamo, ma quanto soprattutto i nostri amici da casa, c'è chi dice vabbè comunque meglio un punto che niente, chi dice no, oggi era importante vincere perché scontro diretto. Come la vista di restare? Ma questo vale anche per loro, quindi voglio dire, anche perché siamo a pari punti ancora e il Trento fortunatamente ha pareggiato con la Processo. A questo punto qua noi se calcolavamo le 2 partite 4 punti dobbiamo cercare di fare 3 punti. Assolutamente, anche perché la Feralpi arriverà qua con 2 risultati su 3, perché anche il pareggio tutto sommato la mantiene davanti. Sì, direi che non credo che Vecchi, che conosco molto bene, faccia questi calcoli. Certo. Però può anche darsi, direi che quello che può fare la Feralpi è per giocarsela pensando di fare la partita, e noi dobbiamo essere bravi. Non abbiamo giocato male, abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo fatto noi la partita e meno la partita da il Pordenone che ha giocato di rimessa. Mercoledì c'era un'altra gara e ripeto, quello che conta a questo punto del campionato sono i punti. Non aver perso oggi, non aver nemmeno vinto, non aver perso è un punto per noi e per loro. Se noi facciamo risultato mercoledì, ripeto, se facciamo risultato, allora poi possiamo fare degli altri conti. Ma oggi secondo te ha prevalso un po' più la volontà di non farsi male tra le 2 squadre, o è mancato qualcosina a livello mentale? Allora è stata una partita inchiodata tatticamente, questo è quello che vince dal campo, cioè è una partita bloccata tatticamente da una serie di anche di posizioni di gioco. Noi non abbiamo brillato sulle fasce, ma come dicevo prima, quando si era da 4 è dura. Assolutamente, soffriamo molto questo tipo di schieramento, lo si è visto durante la stagione. Trovo abbastanza discutibile alcune decisioni che ha preso l'arbitro, quella di dare simulazioni sul palo, poteva non fischiare il palo, ma non era. Ha fischiato veramente poco, soprattutto per 3/4 di gara, ha lasciato correre anche situazioni un po'. Ha fischiato poco e l'Italia ha fischiato male, quindi non è stato sicuramente esemplare, però è inutile discutere di un arbitraggio che non ha segnato la partita, ma non ha consentito alle 2 squadre di giocarsela al meglio. Cioè certi falli anche furbetti fatti dal Pordenone, chi continua avrebbero dovuto avere almeno la sanzione del campione già nel primo tempo, non aspettare poi alla metà del secondo o verso la fine. Certo. Senti, ti volevo chiedere Albino, come ha vissuto poi l'atmosfera finale delle Riga Monticeppi, questo 0-0, come è stato vissuto? No, bene, perché comunque la squadra poi è andata sotto la curva a salutare i tifosi numerosissimi, una curva, non so quanti siano gli spettatori, ma avremo il dato ufficiale,
ma penso che una curva così piena non sia neanche con indulgenza. No, sì, la curva abbiamo visto anche da qua, un colpo d'occhio veramente molto molto bello oggi. Va bene Albino, senti, ti salutiamo, allora buon rientro, buona serata, poi conferenza stampa, buona conferenza stampa, e l'appuntamento è per mercoledì naturalmente per Lecco Feralpi. D'accordo, grazie 6. a voi. Grazie, ciao Albino. Rientriamo in studio, giro finale con i miei ospiti, Fabio mercoledì con la Feralpi, insomma Albino diceva adesso comunque te la giochi, è un altro, possiamo dire, a questo punto per la vittoria del campionato è l'ultima chiamata. Sicuramente, mercoledì è l'ultima chiamata, anche perché se loro vincono direi proprio che è finita. Se pareggi sì, sei sempre lì, comunque che devi cercare di prendere dei punti che secondo me non riesci a riprendere quei punti lì se mercoledì non vinci. E poi comunque mercoledì giochi con una squadra che adesso è prima in classifica, una squadra fatta per salire, diventa dura, cioè parliamoci chiaro, è dura, adesso è dura. Oggi secondo me è una partita che non si voleva assolutamente perdere, che andava bene il pareggio, quindi se Lecco vince mercoledì bisogna crederci, anzi se invece il pareggio perde, secondo me il campionato non dico che è finito, ma 99%, dai. Sei d'accordo? Sì, cioè nel senso io pensavo ai 4 punti, ma 4/6, nel senso ovviamente da vincere tutte e due, ma considerando secondo me che col Pordenone che arrivava dopo il cambio di allenatore, è un Pordenone che aveva avuto il suo picco e adesso in calo, oggi c'era intanto da portare a casa i 3 punti oggi, e poi pensare eventualmente di cercare di fermare la Feralpi, proprio perché come avete detto voi e come ha detto anche Albino, la Feralpi è costruita per salire e ha un certo tipo. Oggi il Pordenone era ammaccato, era l'occasione giusta per fare oggi 3 punti e poi tenere il mercoledì, e poi dopo ovviamente c'è ancora tutto il proseguo. Così mercoledì o vinci, se no rischi veramente, come dicevate voi, di finire sesto. Quinto, adesso non mi ricordo, 4, 5, sesto. Sì, quinto, fai che... rischi di andare sesto, perché poi l'abbiamo visto in partita, non è che abbiamo una squadra che si autocarica o che si rigenera di stimoli. Rischiamo veramente di fare il finale di stagione in chiaroscuro, trascinarci, magari andare ancora anche ai playoff, poi playoff, vabbè, hai fatto un bel campionato, bene, ciao, l'anno prossimo siamo ancora qua. Esatto, sì. Diciamo che il 90% però è quello che la cosa più probabile, purtroppo. Sì, per carità. Il punto è che ti mangi le mani, ma perché oggi diciamo ti è mancata la qualità davanti, che purtroppo il Lecco non è che ha molto, è mancata più la carica. Tante altre volte c'è da mangiarsi le mani perché con squadre più scarse, perché oggi il Pordenone effettivamente dietro era una saracinesca, quindi è difficilissimo andare a prenderli, ma molto probabilmente è mancato proprio cercare di buttare qualcosa oltre, e oggi zero proprio, non ce n'è stato minimamente. Quello che secondo me l'Ecco quest'anno probabilmente si rimangerà saranno Crema, Trento, tutte quelle partite. Ecco, la differenza l'ha fatta quelle partite è proprio quella lì. Per me Trento è stata domenica scorsa, se tu vincevi a Trento potevi fare 2 pareggi su serie dopo, sì. Questa è quella potevi pareggiare, mercoledì pareggiare, anche perché dopo, guardo il prossimo turno, c'è dopo il Feralpi sono Piacenza e Triestina, quindi Trento secondo me è stata una bella... Ma non solo, c'è Trento e Crema che non vincevi, ma metti anche 2 pareggi, invece 2 sconfitte sono 2 punti in più, ti comincia a cambiare tutto, vuol dire che vincendo con la Feralpi l'agganci. Comunque, tornando alla partita di oggi, non lo so, cioè era difficile, il punto forse, come tanti dicono, va ancora bene, però non ho visto neanche quella volontà di cercare di andare oltre le proprie possibilità. Perché come tanti dicono, per vincere devi cercare di andare oltre le tue possibilità, altrimenti rimani nel tuo, va bene, cioè, chi potrà mai dire niente al Lecco di quest'anno, il campionato che ha fatto? No, certo. Lo sai cosa si è visto tanto oggi? Lasciando perdere quello di carisma che parlavamo prima, quello di esperienza, mancava quello che ti determina la giocata, diciamo il giocatore chiave, dai, diciamo quello lì che... Buso, superiore, non so come spiegarlo. Potevano essere sia Buso e Tordini. Tordini, Giudici
quelle che ti fanno la differenza, dai, nel momento ti tirano fuori una giocata o che ti fanno vincere la partita. Lì diciamo forse si sente non c'è molto Ilari, ovviamente. poteva essere uno che magari con una giocata quest'anno ha fatto 6 gol tra l'altro. Però ecco, diciamo, mancato quello. Oggi va bene, la partita la vuoi fare solo 0-0, però è quel giocatore che da un momento all'altro ti può tirar fuori la giocata, allora, però così che sai che non è il giocatore, stare lì, non so cosa puoi aspettarti. O che segni su gol da fermo, cioè palla da fermo, che e anche lì non siamo mai riusciti neanche lì, calci d'angolo, se no oggi io non so come potevano. E niente, vediamo mercoledì. L'appuntamento è a mercoledì alle ore 6. Naturalmente saremo qui a raccontarvi Lecco Fioralpi Salò. Grazie a Fabio Cardigno, grazie a voi, voi, buona serata. Grazie a Stefano Menegatti, ciao a tutti. Sì, ringraziamo Fausto Riva e Emanuele Borghetti che ci hanno seguito in regia quest'oggi. Allora anche da parte mia un cordiale saluto, una buona domenica sera. Appuntamento a mercoledì sera. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.